Buonasera amici appassionati di pallacanestro e amici della Class Senior. È tempo della 12ª giornata del campionato di Serie B interregionale. Per quel che concerne il girone E, e quest'oggi amici a casa è il giorno del grande derby, tanto atteso, mancava da tantissimi anni. Una squadra del Nord Sardegna contro una squadra del Sud Sardegna in un campionato nazionale, ed è Class Senior contro Esperia Cagliari. Che dire, avete in grafica le percentuali, le statistiche delle due squadre, statistiche importanti ma non fondamentali. Fra poco parola al campo, noi ci teniamo però ad aprire questa sfida e questa prepartita con le parole degli allenatori, e ci raggiunge in postazione coach Lello Contini. Ciao coach, quest'oggi purtroppo dobbiamo segnalare subito un'assenza, quella del head coach Gabriele Piras, che sta molto male, ci sta seguendo da casa. Squadra cambia poco, ci siete sempre voi come staff tecnico, come sta la squadra dopo questa prima vittoria? Ma sicuramente è stata una vittoria che ci dà fiducia, abbiamo portato in palestra, abbiamo fatto una settimana buona a livello di intensità e di allenamenti e sicuramente siamo pronti a giocare questa partita e a giocarci le nostre carte per provare a portarla a casa. Squadra che vince non si cambia, anche dal punto di vista del mantra tattico, mani addosso, velocità, quello che ha funzionato molto nel terzo quarto a Sant'Antonio Abate. Quest'oggi c'è una squadra che in casa ha un rendimento, in trasferta tutt'altro. Come l'avete analizzata? Ma sicuramente sarà importante tenere il nostro ritmo, andare alla nostra velocità e cercare di non farci trascinare da quello che loro vogliono. Quindi sicuramente sarà importante limitare il loro gioco spalle canestro, soprattutto dei lunghi, che hanno molta fisicità, e il loro playmaker che ha tanti punti nelle mani, con la quale tra quest'asse play lungo crea molti punti per loro. Dobbiamo cercare di limitarlo il più possibile. E soprattutto magari non dare certezze, cercare di sbagliare di meno. Come diceva coach Lello Porco, è uno sport dove chi sbaglia di meno tendenzialmente riesce a vincere. Provare a limitare i loro attacchi a difesa schierata è proprio quell'asse che hai detto tra Frattoni e Tiam essenziale. Sì, esatto, sicuramente sarà importante cercare di tenere, come ho detto prima, la partita dal nostro ritmo, andare alla nostra velocità e cercare e fare in modo che loro non facciano quello per cui sono venuti qua. Quindi cercare un alto ritmo, cercare soprattutto questi due giocatori e basta. Grazie mille. L'obiettivo. Assolutamente, grazie mille coach, buona partita. E mentre aspettiamo, ci raggiungerà prestissimo in postazione anche coach Federico Manca, head coach dell'Esperia. Parole emblematiche, quelle di coach Contini: limitare i loro punti di forza e cercare di esplodere nei punti di forza della Class Senior. Questo è fondamentale. Eccolo qua, coach Manca che arriva in postazione. Per noi è assolutamente un piacere accoglierlo. Eccoci coach, innanzitutto come stai? Tutto bene? Tutto bene, grazie. Il viaggio? A posto. Meglio prendere la macchina che l'aereo, quindi come trasferta sicuramente è meglio così. Assolutamente, diciamo che siamo in Sardegna e questo fa piacere. Un derby che manca da tanti anni, un clima che noi abbiamo la fortuna di vedere il palazzetto riempirsi. Ci siamo già da quasi un'oretta, sarà bello viverlo, però poi dalla palla a 2 azzerato tutto, non ci saranno più schemi, palla al campo. Sì, sicuramente ci sarà una bella atmosfera, mancava da tanto. Sarà ovviamente un derby, sempre una partita diversa, essendo una novità andremo a scoprire come sarà, non essendoci precedenti non possiamo neanche fare dei pronostici, però poi bisogna pensare alla partita, bisogna pensare a quello che si è preparato in settimana e cercare di essere lucidi e lasciare da parte magari qualche emozione o pressione che può dare il derby. Venendo quella che è l'attualità, appunto, gli amici a casa vedono in grafica il confronto tra le due squadre, emblematico anche il rendimento della tua squadra al Palapilastru e lontano dal Palapilastru. Quello che è emblematico è anche l'intesa che c'è tra i tuoi giocatori a difesa schierata, in attacco, con dei tandem ormai molto ben chiari come Frattoni e Tiam. Come trovi la tua squadra? Ti voglio anche chiudere con questa domandona. Ma noi abbiamo fatto tanti cambiamenti, oltre che a livello di giocatori, di nomi, caratteristiche, anche proprio a livello di gioco. Abbiamo provato a fare qualcosa di nuovo, come tutte le cose c'è bisogno di tempo, un po' di pazienza. Ho visto la squadra meglio nelle ultime settimane, i nuovi si sono inseriti, è una squadra sempre più affiatata, quindi cercheremo comunque di dare continuità a quello che di buono è stato fatto, compresa la sconfitta ad Avellino, però reduci da un'ottima partita. Cerchiamo di ingranare un pochino la marcia per cambiare il trend anche
anche in trasferta a lavorare con più continuità. Io ho avuto anche il piacere di assistere a un tuo clinic qualche mese fa, sei un allenatore molto attento al dettaglio e la tua squadra dà anche dimostrazione di essere una squadra diesel che cresce col passare delle giornate, come è stata la stagione passata, aspettando anche un elemento fondamentale come Giordano. Ti rispecchi in questa descrizione? Sì, assolutamente, perché posso permettermi di fare così, di allenare così, perché sono da tanti anni in questa società, i risultati sono arrivati, quindi sento la fiducia e abbiamo la pazienza comunque di aggiustare le cose. Crediamo nel lavoro e per questo, senza usare scorciatoie, spesso è un pochino più lungo. I risultati alla lunga ci hanno sempre dato ragione. È una squadra, come dici tu, anche in attesa di Giordano. Non mi capita, colgo l'occasione della domanda che mi hai fatto, non ne parlo mai perché è giusto che i ragazzi abbiano massima responsabilità, però Giordano non è solo un nome, l'abbiamo visto in campo l'anno scorso, in questo campionato ce ne sono veramente pochi ed è comunque il pezzo del puzzle che va a incastrarsi per poi comunque far rendere meglio una squadra intera. Però per questo non abbiamo mai tirato fuori alibi, però abbiamo cercato anche di tenere di tracciare una strada tale da poter poi incastrare Marco all'interno della squadra senza stravolgere niente. Quindi un pochino più lungo questo percorso, però a breve tornerà, lo aspettiamo, ma i ragazzi sono super, sono fantastici e hanno fatto di tutto sia l'anno scorso che quest'anno per non far sentire la mancanza. Chiudiamo con una battuta in casa da un argentino all'altro, perché c'è Gianluca Frattoni arrivando un altro argentino appena battuto, ovvero Mattias Martinez, quindi questa linea albiceleste che continua. Grazie coach, in bocca al lupo, a presto. Grazie a voi, grazie di tutto. Grazie mille, buona partita. E noi continuiamo con il nostro pre-partita, come vedete ancora le grafiche in diretta. Ci fermiamo un secondo e a breve le parole dei protagonisti, intervisteremo anche qualche giocatore se riusciamo. Una breve pausa e torniamo. Found my place, and it's me on top of the world. I am King Kong, drop the gate. I hear the chariot coming today. I am King Kong, I'm King Kong, I'm King Kong, I'm King Kong. Everybody get up. I'm King Kong, beat my fist in chest. I don't feel the pressure, show the world the best. I endure the pain, let the gorillas out, ignore the chains. Now all my killers out, thou have forsaken me. Finally back making heat, cooking like a bakery. Now there ain't no breaking me down. Where my ancestors wish that they could see me now. I'm the best, no question, ain't no testing me.
80s got this generation crazy. Cause good music rock, boy, you think I was with Shady. Shout out to my goons getting young money. Still I'm trying to get that old money. Oops, I mean that royal Non sa money. chi passarla, trova Merella che si alza dall'angolo. Merella! Capitano Merella! Meno 3! Cuore di capitano! Cuore di Enrico Merella! I'm King 2,25! Kong. Meno 3 Sennori! I'm King Kong. I'm King Kong. I'm King Kong. I'm King Kong. Always, it's me on top of the world. I'm King Kong. The game. I hear the chariots coming. I am King Kong. King Kong. King Kong. King Kong. We found a place. Il punteggio finale rimarrà questo e si consuma il destino della Innovius Sennori. Batte l'Olimpia Cagliari in gara 2 per 62 a 82 ed è campione regionale di Serie C. No, forse no. Siamo live, esatto, possiamo partire, no? Manca solo la grafica che arriva, ma la gente ovviamente non ha bisogno della grafica per riconoscerlo. Eccolo qua, Nicola Pisano che arriva dopo un'ottima prestazione, però partire dall'emozione nel giocare un derby. Che emozione c'è? Sicuramente c'è tanta tensione nell'aria, è una partita che diciamo vale più di 2 punti e quindi il gruppo è compatto e sicuramente nonostante le difficoltà l'ultima settimana troveremo l'energia necessaria per fare una buona partita. Quanto è importante approcciare bene le sfide, ma soprattutto carburare in corso d'opera e avere questa aggressività che ti permette di rimanere sempre sul pezzo. Ma io penso che la chiave di tutto alla fine sia difendere e buttarsi su ogni pallone, anche quelli che rotolano per terra devono essere mio e del mio compagno, quindi la chiave deve essere quella di lottare su ogni pallone e poi correre, difendere e far canestro. Assolutamente, queste sono le caratteristiche delle underdogs, delle squadre anche che salgono e si devono salvare. Grazie anche alle tue prestazioni la squadra si sta accendendo, come tutto il gruppo, e stai anche imparando molto a leggere le partite. Ti rispecchi in questa descrizione? No, assolutamente, ma penso che tutti stanno facendo dei grandi passi in avanti, io in primis e anche i miei compagni. Li citerei tutti, ma sappiamo già chi sono e quindi sicuramente stiamo lavorando per farci trovare pronti a un giro di ritorno che sicuramente può dare qualcosa in più, possiamo dare qualcosa in più e speriamo di portare innanzitutto a casa oggi 2 punti. Grazie mille Nick, lo lasciamo andare al suo prepartita, in bocca al lupo. A posto. Perfetto, per Gabri piccolo sketch perché c'è Gabri che ci segue in diretta su Twitch, abbiamo gasato, abbiamo seguito la sua richiesta, è gasato Nicola Pisano così come sono gasati tutti i giocatori della classe Sennori. E il bello della diretta è anche questo, ce l'abbiamo una chicca, ce l'abbiamo. Il bello della diretta, dai. Direttamente da Cagliari, è un piacere per noi intercettare i tifosi dell'Espedia che sono giunti per questo derby, non si poteva mancare. No, certamente no, siamo molto contenti di essere qui e speriamo che sia una bella partita e vinca il migliore. Noi sicuramente ci teniamo a ringraziarvi per la vostra presenza e anche per la sportività di questi anni. È stata molto bella l'immagine lo scorso anno con Sennori che ha vinto la C contro l'Olimpia, tanti applausi ed è bello anche vivere l'emozione delle vostre partite da lontano al Palapilastro, bellissimo. Stiamo cercando di trasmettere questo e stiamo cercando di creare un gruppo sempre più coeso per poter far sì che crescere anche come tifoso organizzato. Assolutamente, una piccola battuta finale sul Palapilastro, quanto è bello tornare a giocare lì. Abbiamo più, non so come dirti, Ma sentivate più fortino? Sì. Lì al Palapilastro siamo ancora un pochino dispersi, non ci siamo ancora coesi con
tutto il gruppo e quindi stiamo cercando di crescere. Però le vittorie parlano da sole, solo vittorie al Parapilastro per ora, quindi per il momento quello va bene. Oggi siamo venuti per vincere, però anche perdere per noi non è una sconfitta, è un onore venire qui e vedere una bella partita. Grazie mille di cuore davvero, buona partita. Grazie mille a tutti i tifosi dell'Espedia Cagliari che sono giunti qui quest'oggi e noi ci prendiamo un'altra piccola pausa, vado ad intercettare se riesco un giocatore dell'Espedia e manca sempre meno all'inizio del derby. Found my place, and it's me on top of the world. I am King Kong, drop the gate. I hear the chariot coming today. I am King Kong, I'm King Kong, I'm King Kong, I'm King Kong. Everybody get up. I'm King Kong, beat my fist in chest. I don't feel the pressure, show the world the best. I endure the pain, let the gorillas out, ignore the chains. Now all my yellas out, thou have forsaken me. Finally back making heat, cooking like a bakery. Now there ain't no breaking me down. Where my ancestors wish that they could see me now. I'm the best, no question, ain't no testing me. From the 80s, got this generation crazy. Cause good music, rock boy, you think I was with Shady. Shout out to my goons getting young money. Still I'm trying to get that old money. Oops, I mean that real money. Passarla, trova Merella che si alza dall'angolo. Merella! Capitano Merella! Meno 3! Cuore di capitano! Cuore di Enrico Merella! 2,25! Meno 3 Sennori! I'm King Kong. I'm King Kong. I'm King Kong. I'm King Kong. And it's me on top of the world. I'm King Kong. The game. I hear the chariots coming today. I am King Kong. King Kong. King Kong. King Kong. King Il punteggio finale rimarrà questo e si consuma il destino della Innovius Sennori. Batte l'Olimpia Cagliari in gara 2 per 62-82 ed è campione regionale di Serie C. Found my place, and it's me on top of the world. I am King Kong, drop the gate. I hear the chariot coming today. I am King Kong, I'm King Kong, I'm King Kong, I'm King Kong. Everybody get up. I'm King Kong, beat my fist in chest. I don't feel the pressure, show the world the best. I endure the pain, let the gorillas out, ignore the chains. Now all my yellas out, thou have forsaken me. Finally back making heat, cooking like a bakery. Now there ain't no breaking me down. Where my ancestors wish that they could see me now. I'm the best, no question, ain't no testing me. From the 80s, got
this generation crazy. Cause good music rock, boy, you think I was with Shady. Shout out to my goons getting young money. Still I'm trying to get that old money. Oops, I mean that royal Non sa money. chi passarla, trova Merella che si alza dall'angolo. Merella! Capitano Merella! Meno 3! Cuore di capitano! Cuore di Enrico Merella! I'm King Kong. Meno 3 Sennori! I'm King Kong. I'm King Kong. I'm King Kong. I'm King Kong. It's me on top of the world. I'm King Kong. Jumping the game. I hear the chariots coming today. I am King Kong. King Kong. King Kong. King Kong. King Kong. King Kong. We found our place. Il punteggio finale rimarrà questo e si consuma il destino della Innovius Sennori. Batte l'Olimpia Cagliari in gara 2 per 62-82 ed è campione regionale di Serie C. Proseguiamo con il nostro lunghissimo prepartita nel mentre si è popolata questa zona del palazzetto con i tifosi dell'Espedia e qui a fianco a me, lo riconoscete, lo vedrete anche in grafica a breve, uno dei migliori giocatori dello scorso anno della Serie B interregionale, Marco Giordano. Ciao Marco. Ciao a tutti, buonasera, piacere di essere qua. Piacere nostro, innanzitutto ti voglio chiedere come stai. Bene, bene, sto bene, sto migliorando, ancora manca un po' di tempo per riprendere, ma lo buono è che sto bene accompagnato di loro e niente, manca poco. Quello che sicuramente si può dire a livello mentale, tanta gana, no? Sì, sì, muchas ganas, diremo noi, ma c'è... bisogna pazienza, bisogna essere tranquillo e essere bene della testa. Una squadra, la tua, come l'anno scorso, che dopo il mese di gennaio è esplosa con dei risultati clamorosi. Quest'anno rendimento ottimo in casa, un po' meno in trasferta per una squadra molto compatta. Come ho detto, da un argentino all'altro, la domanda che ti voglio fare è come trovi Gianluca in questa prima esperienza qui a Cagliari? Bene, bene, lo trovo bene, lui è una buona persona, è un grandissimo giocatore che ancora penso che lui ci possa dare di più, che sicuramente ci lo darà. Intanto noi, in quanto alla squadra, ancora in trasferta non abbiamo potuto vincere, però è quello che ci manca perché in casa ancora non abbiamo perso. Assolutamente, infatti quello può essere fondamentale per andare poi con la voglia in tutte le altre sfide. Parlando di te, tu sei giovanissimo, 25 anni, come detto, arrivi da Rosario, queste partite, i derby per te sono davvero pane quotidiano. Sì, sì, noi a Rosario, che è una città di calcio, abbiamo due squadre di calcio, Rosario Centrale e Newell's, che hanno tantissimi tifosi, e anche quando giocavo a Corrientes in Argentina al pallacanestro anche aveva un derby, quindi sempre è buono avere un derby perché la competenza ti fa migliorare. Assolutamente, tu però sicuramente sarai contento di vedere questo derby dalla panchina per giocarne uno solo quest'anno in casa. Questo è fondamentale. Chiudiamo con una battuta anche calcistica, perché parlavi di calcio. Quest'anno Rosario ha vinto il campionato con un po' di polemiche, però con anche il Di Maria che ha sollevato il titolo proprio contro i rivali del Newell's Boys. Cosa ne pensi? Una parentesi dal punto di vista tu che sei di Rosario. No, è un piacere enorme avere a Di Maria giocando per noi, anche dopo di essere campioni mondiali. È una grande sensazione e anche l'anno prossimo di giocare la Coppa Libertadores. Esatto, quindi lo possiamo dire, prossimo anno Rosario campione della Coppa Libertadores. È un sogno, è un sogno. Grazie mille Marco, salutiamo Marco Giordano, guardia dell'Espedia Cagliari, lo rivedremo presto in campo. Grazie mille Marco. Grazie. Buona suerte. Grazie mille, ringraziamo anche i dirigenti dell'Espedia
per averci concesso l'intervista con Marco Giordano. Noi aspettiamo anche qualche minuto, temporeggiamo per l'ultima intervista e poi soltanto parola al campo. Found my place, and it's me on top of the world. I am King Kong, drop the gate. I hear the chariot coming today. I am King Kong, I'm King Kong, I'm King Kong, I'm King Kong. Everybody get up. I'm King Kong, beat my fist in chest. I don't feel the pressure, show the world the best. I endure the pain, let the gorillas out, ignore the chains. Now all my killers out, thou half forsaken me. Finally back making heat, cooking like a bakery. Now there ain't no breaking me down. Where my ancestors wish that they could see me now. I'm the best, no question, ain't no testing me. It's me on top of the world. Chariots coming today. I am King Kong, King Kong, King Kong, King Kong, King Kong, King Kong. And how that baby from the 80s got this generation crazy. Cause good music rock, boy, you think I was with Shady. Shout out to my goons getting young money. Still I'm trying to get that old money. Oops, I mean that royal Non sa money. chi passarla, trova Merella che si alza dall'angolo. Merella! Capitano Merella! Meno 3! Cuore di capitano! Cuore di Enrico Merella! King 25! Kong. Meno 3 Sennori! I'm King Kong. I'm King Kong. I'm King Kong. I'm King Kong. And it's me on top of the world. I'm King Kong. Jumping the gate. I hear the chariots coming today. I am King Kong. King Kong. King Kong. King Kong. King Kong. King Kong. We found our place. Il punteggio finale rimarrà questo e si consuma il destino della Innovius Sennori. Batte l'Olimpia Cagliari in gara 2 per 62-82 ed è campione regionale di Serie C. Partiamo subito con una novità. L'anno scorso ha vestito 2 maglie, prima quella della Torres e poi quella del Sant'Orsola, già affrontato da Sennori 2 anni fa in finale playoff, è pronto per la Serie B interregionale. Benvenuto a Sennori con la maglia numero 1 Nicola Pisano. Un'ala completa, più di 5.000 punti in carriera, ha fatto le fortune di tante squadre. Già 14 anni fa era in campo con la Robur, l'ultima squadra a militare in B2 del Nord Sardegna. Lo ritroviamo al 3° anno da bianco-verde, il nostro trenino, la nostra locomotiva con la maglia numero 3, Andrea Cordedda. Giocatore dal talento cristallino e da un'umiltà pazzesca, ha conquistato tutti col suo sorriso e con le sue giocate. È pronto per il grande salto con il numero 5, Stefano Puggioni. Altra novità, giocatore che veste la maglia della Sap Alghero in Under 19, pensate solo classe 2008, arrivato 2 anni fa grazie al progetto Diritto a Canestro e dopo una parentesi l'anno scorso a Roma è pronto anche lui per dimostrare tutto il suo valore con la maglia numero 7, Kostia Nochovny.
Da giovanissimo ha guidato la Santa Croce Olbia alla conquista dello scudetto allievi insieme a Gigi Datome. Ha giocato in Serie B nazionale vestendo la maglia della Silver e della Robur. Giocatore che non ha bisogno di presentazioni, esperienza sconfinata, si rimette in gioco in Serie B interregionale con Sennori con la maglia numero 10 Francesco De Sole. Lui è il grande acquisto di quest'anno, un giocatore di categoria, nativo di Anzio, ha vestito le maglie di Biella, Termoli, Empoli tra le tante, 14 punti di media l'anno scorso, soprannominato anche l'Ottavo Re di Roma. Noi lo chiameremo semplicemente Obi. Benvenuto a Sennori con la maglia numero 11, Obinna Nuokoye. Simbolo, anima, cuore di questa squadra, da sempre con noi. Ci ha regalato momenti epici e ce ne continuerà a regalare. Lui ha giocato in categorie superiori, si è rimesso in gioco con Sennori ed è pronto a tornare dove gli spetta. Con la maglia numero 12, il nostro capitano Enrico Chicco Merella. Lui è uno specialista delle finali di Serie C. L'anno scorso ha sorpreso tutti, chiudendo alla grande la stagione e dimostrando di essere veramente un fattore sotto canestro. È pronto anche lui al grande confronto con la maglia numero 13, Matteo Cabras. Giocatore a tutto tondo e specialista difensivo, ha calcato parquet importanti e vestito maglie altrettanto importanti. Lui sa e riconosce il momento della partita. Ha vestito anche lui 14 anni fa la maglia della Robur in Serie B2. È pronto per la Serie B interregionale con la maglia numero 17, Federico Tola. Classe 2009, ma già con grande esperienza per aver vestito la maglia dei Masters, approda in questa stagione alla Sappa Alghero e sarà anche lui un giovane aggregato alla prima squadra con la maglia numero 23, Paolo Fara. Un giocatore che non ha assolutamente bisogno di presentazioni, una carriera clamorosa, ha fatto le fortune della Dinamo Sassari portandola in Serie A, è partito da casa sua, da Praga, passando per Iowa State e vestendo tante canotte importanti in Europa e fuori dall'Europa. Lui è di Fontananiedda, lui è sennorese doc, lui è il nostro totem, Yolzi, col numero 40, Giri Ubalek. Ce lo ricordiamo bene 2 anni fa per aver infranto i nostri sogni in gara 3. Atleta tutto tondo, tiratore mortifero. Adesso ce l'abbiamo noi con la maglia numero 45, Yuri Biolchini. Grandissima novità nello staff tecnico. Nella passata stagione ha allenato il Sant'Orsola. Dal carisma unico, il nostro vice allenatore, ma anche responsabile del settore giovanile. Benvenuto a Sennori, Lello Porcu. Si amplia lo staff tecnico con un'altra novità. L'anno scorso ha affiancato Fabrizio Longano come vice allenatore della Coral Alghero. Quest'anno approda a Sennori come match analyst. Benvenuto, Matteo Contini. Elemento fondamentale della squadra. Persona con grande professionalità e disponibilità. Lo dobbiamo soprattutto a lui se i giocatori non si fermano un secondo in campo. Il nostro preparatore atletico, Alessandro Sandrino Niedu. Lui è stato anche giocatore, sennorese acquisito, ha sempre una parola per tutti, persona dall'umanità incredibile, il nostro psicologo dello sport, Omar Caretta. Found my place, and it's me on top of the world. I am king. Period coming today. I am King Kong. I'm King Kong. I'm King Kong. I'm King Kong. Everybody get up. I'm King Kong. Beat my fist in chest. I don't feel the pressure. Show the world the best. I endure the pain. Let the gorillas out. Ignore the chains. Now all my killers out. Thou have forsaken me. Finally back making heat. Cooking like a bakery. Now there ain't no breaking me down. Where my ancestors wish that they could see me now. I'm the best, no question, ain't no testing me.
this generation crazy. Cause good music rock, boy, you think I was with Shady. Shout out to my goons getting young money. Still I'm trying to get that old money. Oops, I mean that royal Non sa money. chi passarla, trova Merella che si alza dall'angolo. Merella! Capitano Merella! Meno 3! Cuore di capitano! Cuore di Enrico Merella! 2,25! Meno 3 Sennori! I'm King Kong. I'm King Kong. I'm King Kong. I'm King Kong. And it's me on top of the world. I'm King Kong. The game. I hear the chariots coming the way. I am King Kong. 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 We found a place. Il punteggio finale rimarrà questo e si consuma il destino della Innovius Sennori. Batte l'Olimpia Cagliari in gara 2 per 62-82 ed è campione regionale di Serie C. Sennori. Com'era? È spento? Nico, com'è?
Come si attiva? Come si attiva qua? Questo qua. Mimi. E cos'è quello? Ah? Ehi. 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Amici a casa, dopo il pre-partita con le immagini e le interviste dei protagonisti, un quarto d'ora all'inizio del derby e circa 7 minuti con la presentazione ufficiale delle squadre direttamente dal campo, quindi rimanete sintonizzati, un quarto d'ora e poi sarà palla 2 di questo derby tra Class Sennori ed Esperia Cagliari.
Il clima è quello delle grandi occasioni, il clima è da derby, tutto gremito. Qui al Palasport di Via Dessia a Sorso non c'è un pozzo libero, amici, davvero uno spettacolo poter assistere a questa cornice. Come avrete già visto, grazie alle immagini del nostro Nicola Bianchi, palazzetto gremito, striscioni dei nostri tifosi, ma anche una bella delegazione da parte dei tifosi dell'Esperia Cagliari. Spero abbiate apprezzato la presentazione dei giocatori delle due squadre. Personalmente molto difficile vista l'acustica del palazzetto, ma ogni volta ci teniamo tanto e quest'oggi i tifosi si sono fatti sentire. Già dal pre-partita, 50 secondi
e poi iniziamo. Chiedo gentilmente a Papura se può mandare un'altra volta le statistiche in grafica per ricapitolarle e così immergerci dentro questo derby. Come vedete, Sennori una vittoria, 8 sconfitte con 72 punti segnati, 82 subiti. Esperia 4 vittorie e 5 sconfitte con 69 punti all'attivo e 71 subiti. Una partita, come detto, da parte dei due coach che verrà decisa dai dettagli e soprattutto vincerà chi sbaglierà di meno. Due squadre dalla filosofia quasi opposta, ma con la grande voglia di far bene in questo campionato. Squadre che arrivano da una parte, l'Esperia ovviamente, come tutti sanno, con la finalissima lo scorso anno per salire in B1, mentre la Class Sennori reduce dal campionato vinto di Serie C e quindi la promozione dopo gli spareggi in Serie B interregionale. Di conseguenza una sfida fra una matricola e una squadra che invece ha già affrontato e assaporato il palcoscenico e pregustato, per meglio di dire, il palcoscenico della B1. Ci sono tutti gli ingredienti per una grandissima sfida e la parola d'ordine è assolutamente derby. Grazie mille a Papura, ne approfitto così per introdurre in cronaca e salutare ovviamente Nicola Bianchi e Papura per il lavoro tecnico che fanno e ci permettono di seguire al meglio questa sfida. Andiamo pure a vedere le scelte da parte dei due coach, partendo dal coach ospite Federico Manca. Scelte chiare da quasi tutte le partite, quintetto classico con l'argentino maglia numero 11 Frattoni, Cabriolu con la maglia numero 5, maglia numero 19 è quella di Morgillo, la 10 di Poti, e a chiudere il quintetto la presenza fisica straripante del numero 13 Iba Tiam per i padroni di casa. Col numero 3 c'è Andrea Cordedda, accompagnato da Stefano Puggioni, maglia numero 5, Federico Tola con la 17, Alessandro Pisano, maglia numero 21, e a chiudere e proprio contendere la palla 2 sarà Obinna Nuokoye con la maglia numero 11. È tutto pronto, palla 2 che viene alzata in questo preciso momento, l'arbitro che ha bisogno di far rispettare le norme. Alzata, vinta da Tiam, ma solo per un momento, perché controlla il possesso Stefano Puggioni. Andiamo a vedere anche le marcature: Poti su Tola, Cabriolu su Pisano e Frattoni su Stefano Puggioni, che prova subito a attaccare con Cordedda, che poi rileva il mismatch sfruttandolo molto bene, scaricando per Tola, extra pass per Nuokoye, tripla aperta, stappa la partita. Obinna Nuokoye è benvenuto al derby, è ritornato dopo tanti anni ed è 3-0 Sennori. Poti palla in mano, subito un consegnato tra esterni, palla sotto di Cabriolu per Tiam, un cioccolatino, sbaglia però il numero 13 dell'Esperia e quindi siamo già dall'altra parte con Puggioni. Si vuole cavalcare Obi, che poi decide di isolarsi, spalle a canestro, fa spallate contro Tiam, lo fa saltare e non va lontano dal potenziale gioco da 3 punti. Partenza straripante di Obi, che si accomoda così in lunetta con 2 tiri liberi, lui che sta tirando col 65% a cronometro fermo, reduce dai 20 punti in quel di Sant'Antonio Abate, decisivo con 2 triple, assolutamente spezza gambe. Linea della carità fondamentale per le due squadre in un campionato, in un girone dove i tiri liberi non sono sicuramente la statistica più rilevante, ma sappiamo quanto sia fondamentale convertire, come fa in questo caso Nuokoye, che sale a quota 5 punti. Portano tutti la firma del numero 11, i primi punti della Class Sennori, avanti nel punteggio. 9 minuti ancora da giocare, se ne sono andati 60 di secondi. Frattoni va sino in fondo, tutta l'eleganza del giocatore albiceleste. Quest'oggi deve fare a meno, come da inizio anno, di Marco Giordano, intervistato nel pre-partita, e ringraziamo nuovamente per essere intervenuto ai nostri microfoni e aver parlato anche di vicissitudini extracampo, e realizza ancora Nuokoye, servito a meraviglia dei suoi. 7-2, perfetta Sennori in questa prima fase di derby. E poi c'è il fallo di Puggioni da dietro, non buono il canestro da parte di Cabriolu. In panchina lo zoccolo duro cagliaritano per l'Esperia, oltre a Riccardo Picciau abbiamo anche Simone Pili, Luca Tocco, Benicio Gelsi e Nicola Manca, oltre al capitano Daniele Locci. Per quanto riguarda coach Lello Porcu, quest'oggi capo allenatore, come detto nel pre-partita, salutiamo
coach Gabriele Piras purtroppo ai box con l'influenza che davvero lo sta tenendo a casa. Sappiamo quanto lui ci tenga a essere presente anche non al meglio. Quest'oggi davvero costretto a rimanere a casa, gli siamo molto vicini. Salutiamo Gabri che ci sta seguendo e sta spronando i suoi dalla chat di Twitch, ed è anche questo il merito di essere un grande allenatore che fa gruppo con la squadra. E quindi ci verrebbe da dire grande Gabri e buona guarigione mentre prova a attaccare l'esperienza. Eccolo Obi che ribalta immediatamente per Cordedda, pick and roll fra lunghi, decide però di isolarsi e quindi attaccare gli ultimi 10 secondi. Step back contro Thiam, Andrea Cordedda, primo ferro, vuole azzannare la sfida con Senoli per concludere il discorso precedente, che in panchina ha davvero un secondo quintetto di lusso con Merella, Biolchini, Cabras, Ubalek e Nicola Pisano, oltre ai giovanissimi Rud e Busia. Frattoni, palla in mano, ubriacato, la va fino in fondo, fallo subito e 2 liberi in arrivo per Gianluca Frattoni, che ha un primo passo davvero bruciante, mortifero, che permette alla sua squadra anche di leggere meglio le situazioni di gioco e posizionarsi in maniera ottimale sugli scarichi. Ecco nel lunetta un giocatore che viaggia con oltre l'80% a cronometro fermo, ovvero Gianluca Frattoni. Non trema la mano di Frattoni come non ha tremato quella di Nuocoie, perfette le due squadre dai tiri liberi. Pisano subito per Tola, ricezione per Nuocoie, è solo però uno specchio per le allodole perché libera l'uscita di Puggioni, 2 giocatori su di lui, non arriva la palla dentro. Brava l'Esperia a fare buona guardia, Tola attacca Vassina in fondo, galleggia in aria, si protegge con il tabellone. Federico Tola sblocca le marcature personali, 9-4 in questo splendido inizio di partita. Eccolo Poti, riceve, attacca al numero 10, Vassino in fondo, lo scarico è però nel nulla, partenza difficile a rilento per la squadra di Coach Manca, che come approfondito nel corso del prepartita vive un cosiddetto mal di trasferta dal punto di vista sportivo, non ha ancora vinto lontano dal Palapirazzu. Nuocoie riceve nel mezzo angolo contro Morgillo, si prende il tiro sul primo ferro il nativo di Anzio e quindi Poti dall'altra parte vuole azzerare l'azione della palla persa precedente. Poti si prende subito la tripla, primo ferro, Thiam combatte, controlla per un istante, l'ultimo tocco è di un giocatore in maglia bianca. Iba Thiam è una doppia vivente, giocatore che ogni partita mette a referto almeno 10 punti, almeno 10 rimbalzi. Eccolo Poti, reduce come detto da una partita sensazionale contro Angri, attacca, scarico per Thiam che viene però contrastato a meraviglia in questa azione come in questo avvio di match. Tola conta i passi, si prende la tripla, palla che gira ma si stampa sul primo ferro. Frattoni, sempre il palleggio vivo il numero 11, torna da Morgillo, nuovo acquisto di quest'anno alla Forte con un ottimo tiro, scarico per Luigi Cabriolu che sblocca le marcature dalla linea dei 6,75 ed è -2 per l'Esperia Cagliari. Batti ribatti con la forbice che si allarga e si ristringe. Puggioni per azzanare anche lui la sfida con il tiro pesante sul secondo ferro. Squadre che provano anche ad accelerare le operazioni. Thiam sotto per Morgillo, non c'è un attimo di tregua, vuole sfruttare la fisicità e l'attacco a difesa schierata. Ancora Cabriolo, ancora con una tripla, stesso esito di quella di Puggioni e quindi Pisano nasconde il pallone, va da Cordedda che attacca, si sbatte contro Thiam e poi da dietro Morgillo decide che da lì non si passa. 4 per Frattoni, 3 per Cabriolu, questo è il fatturato per l'Esperia Cagliari in questo avvio. Cordedda, ricezione, non arriva lo scarico per Puggioni e quindi si può isolare in un quarto di campo. Bravissimo, intelligentissimo come al solito Alessandro Pisano a posizionarsi nella zona di campo libera, si prende il tiro in allontanamento, lo sbaglia.
Un saluto ovviamente a tutti gli amici collegati su Twitch, tifosi senoresi e tifosi cagliaritani, e apprezziamo anche la cornice di pubblico, ovviamente sia di casa a cui siamo abituati, ma anche dei tifosi cagliaritani. Arriva un cambio, non un time out, ingresso per Riccardo Picciau, maglia numero 14, in panchina Alessandro Potì. Sennori che fino a questo momento vede 7 punti per Obi e 2 per Federico Tola. Cabriolu attacca, scarico, si fa sempre più granitica la difesa, divora il possesso Sennori e si scatena in transizione, segna, subisce il fallo e Andrea in lunetta con il tiro libero supplementare. Andrea Cordedda con grande mordente motivazione, come da mantra di questa squadra. Si chiudono le maglie difensive e si scatena poi la transizione offensiva micidiale con Andrea Cordedda, che è straripante in queste situazioni. 2 sicuri, terzo in arrivo. Va dentro con il libero aggiuntivo. Se vogliamo trovare un tallone d'Achille di questo giocatore negli anni è proprio la linea della carità, ma ha lavorato tantissimo su questo e ha ritrovato le percentuali tanto sperate. Cabriolu per Frattoni, il blocco di Thiam che poi deve risistemare l'angolo di blocco, ancora Frattoni, rischia il fallo Tola, poi si scansa e Frattoni può alzare la parabola e realizzare il 4º punto della sua partita, anzi chiedo scusa, il 6º punto della sua partita. E sono 5 realizzatori totali nel match, vedremo se riusciranno a muovere i tabellini anche gli altri protagonisti in campo. Un solo cambio per l'Esperia, tripla di Cordedda sputata dal ferro. Giocatore di striscia Andrea Cordedda, che ha bisogno ovviamente di vedere la retina muoversi. Picciau sotto per Ivan Morgillo, il taglio rapido, flash di Picciau che poi perde la maniglia, come si suol dire in questi casi, e quindi Cordedda è già dall'altra parte. Pugioni tripla senza esitare. Eccole qua le giocate che infiammano questa squadra. Stefano Pugioni tripla bersaglio, ed ecco anche una novità della diretta odierna con i nostri giocatori in miniatura che si animano ogni volta che realizzano. In questo caso Pugioni protagonista di queste nuove grafiche fornite da Papura, ma come detto in precedenza sono queste le giocate che infiammano questa squadra: difesa forte e transizione, e si è visto anche dal linguaggio del corpo di Stefano Pugioni, perché non ha esitato, non era un tiro casuale, è proprio il tiro di questa squadra. 3 punti ed è 15-9. Coach Manca costretto a mandare in campo il capitano Daniele Locci a fare le spese e Iba Thiam, e quindi si abbassa il quintetto. Esordio nel match anche per Nicola Manca. Ed eccoli qui altri 2 cambi con Cocilello Porcu, che decide di rispondere così ai tatticismi di Coach Manca, mandando sul parquet Biolchini e Ubalek ad accomodarsi. Sono Tola e Cordedda, e davvero cambi di lusso in questo caso. Biolchini reduce dagli 11 punti in 22 minuti contro Antoniana. Ubalek soltanto 3 minuti, 1 punto, grande scarico di Picciau, l'errore, ma subito giri a giganteggiare lì sotto. Primo rimbalzo dopo neanche 5 secondi dall'ingresso in campo. Nuokoye finta, scarico, alza la parabola. Nuokoye con Ubalek che ha subito un colpo, e quindi si può viaggiare dall'altra parte. L'Esperia che sta cercando anche un po' di adeguarsi al ritmo della classe Sennori. Ama molto di più attaccare a difesa schierata rispetto alla transizione veloce della squadra di coach Piras. Sbaglia Picciau, ma viene poi sradicato da Ubalek, che cattura il secondo rimbalzo. Pugioni, Biolchini, buca l'anticipo Frattoni, e quindi Ubalek libero da 3 punti. Giri Ubalek perfetto in questo avvio, 2 rimbalzi e tripla. Benvenuto al derby Giri Ubalek. E come vedete da questa immagine dettagliata, gasato e supportato da parte dei suoi compagni. 10.9 punti di media, praticamente 11. Quest'anno sta giocando meno rispetto allo scorso anno, con lo staff tecnico che lo sta centellinando molto bene. Sono entrati Biolchini e Ubalek, e proprio loro hanno confezionato questa tripla, e quest'oggi ringraziamo
Class Serramenti e Innoview Great Execution for Diaz, i nostri partner che supportano la diretta odierna, e non a caso abbiamo voluto scegliere questi partner per il derby, un po' un passaggio di testimone con Class Senior da quest'anno main e name sponsor, ma Innoview che rimane assolutamente una parte fondamentale dal punto di vista della partnership come main sponsor del settore giovanile. E anche per me, se vogliamo riderci su, non è stato facile abituarsi in quest'anno tra Innoview Senior e Class Senior. Sicuramente quel che rimane è che suonano benissimo entrambi, quindi grazie davvero ai nostri partner, in questo caso Class Senior e Class Serramenti. Vedete che poi si confonde anche Class Serramenti e Innoview Great Execution for Diaz. Riprende in questo momento il match. Manca, Picciau, Locci, Frattoni e Morgillo in campo. Soltanto Frattoni e Morgillo non hanno rifiatato. 2 minuti e 45 da giocare. Eccolo Picciau, sfrutta il blocco con Morgillo, va sino in fondo, lo scarico è nel nulla. La difesa di Senior si sta comportando molto bene. 18-9, doppiata l'Esperia. Biolchini subito da 3 punti senza neanche far schierare la difesa. Una tripla che avrebbe sicuramente azzannato questo primo quarto, ma Senior che deve immediatamente ripiegare, ed è una statistica che non abbiamo, ma è una curiosità che voi amici a casa so che apprezzerete tantissimo, e ci tengo a approfondire questo discorso proprio perché Coach Piras può ascoltare una mia telecronaca in simultanea, a vedere se è d'accordo con me. Sarebbe bello andare a notare la statistica, prima però seguiamo questa azione con il fallo di Manca, la statistica che come detto non abbiamo perché è una statistica davvero impossibile da calcolare. Chiedo scusa, 3 secondi per Ubalek, non fallo di Manca, ovvero i canestri che Senior realizza, in quanto poco tempo li realizza rispetto a quelli che magari subisce a difesa schierata. Quindi ci vorrebbe un timer degli attacchi e quindi dei canestri di Senior. Ne abbiamo visto oggi: tripla di Pugioni dopo 3 secondi, canestro di Ubalek dopo pochissimi secondi all'inizio dell'azione, e magari i canestri subiti arrivano dopo molto più secondi. Quindi anche questa può essere un'analisi che approfondiremo nel corso delle puntate. Frattoni attacca e sbaglia, un tiro molto difficile e ben marcato. E poi chiederemo anche a Coach Piras se vorrà rispondere in chat, ma non credo al momento, vista la tensione del derby. Obi attacca sotto Pergini, grande intesa, la premiata ditta Nuocoie per Ubalek che confeziona altri 2 punti. Senior che raggiunge quota 20 a 9 ed è più 11, entrati ora negli ultimi 90 secondi di primo quarto. Pronta di entrare anche Puti. Frattoni, attacco, scarico per Locci, si prende la tripla, secondo ferro, vola, rimbalzo Biolchini e poi là controlla dopo il tap out di Ubalek che rimane a terra. Manca che si è fatto molto male, c'è bisogno di bloccare il gioco. Senior che continua, Biolchini viene però fermato dal ferro, è un 5 contro 4. Il gioco viene fermato in ritardo. Qua gli arbitri potevano sicuramente bloccare il gioco prima, ma la regola è chiara, solo per un colpo alla testa. Grazie ovviamente a Papura per le grafiche. E come vedete una palla persa per Senior, 7 per l'Esperia. È già questa una caratteristica importante per l'andamento del match, ovvero non solo le palle perse ma di conseguenza anche i recuperi, perché i recuperi sono 4 di Senior al fronte delle 7 palle perse dell'Esperia. Di conseguenza 3 palloni la squadra ospite li ha tra tante virgolette buttati, e 4 sono stati recuperi. Per fortuna Nicola Manca sta bene e si rialza. Anche per gustarci i match con l'ausilio delle grafiche abbiamo voluto adottare questa linea, anche perché magari una persona che segue in maniera regolare o meno le nostre dirette può perdersi un quarto e poi riprendere l'ultimo quarto e vedere le statistiche di come è andato il match fino a quel momento. Ripreso il gioco, ultimi 50 secondi del primo quarto, 20 a 9 e il vantaggio per i padroni di casa. Una assoluta novità tra le mura amiche che hanno sempre visto Senior perdere la prima frazione. Morgillo
si prende il tiro col mancino. Ivan Morgillo sblocca le marcature, il numero 99, e ora Sennori che non può andare fino alla fine. Nicola Pisano è entrato in campo, intervistato nel prepartita, davvero con la faccia delle grandi occasioni. Il numero 1 non si è lasciato andare neanche ad un sorriso, assolutamente focus, reduce dalla migliore prestazione in maglia classe seniori, 16 punti in 15 minuti. Passi nel mentre da parte di Gili Ubalek, e quindi palla persa e l'Espedia che può andare sino alla fine. Morgillo in fiducia ed è 5 punti consecutivi per Ivan Morgillo, e Sennori che perde un po' la bussola in queste ultime due azioni e fa riavvicinare l'Espedia sul -6. Aveva un fallo da spendere Frattoni e lo spende molto bene appena vede Pugioni che prova a attaccare. 3 secondi, punto 3. Da 20-9 a 20-14, 5-0, firmato Morgillo. Vediamo se Sennori riuscirà a chiudere al meglio. Biolchini si deve prendere la tripla allo scadere. Primo ferro non ha lo stesso esito della tripla allo scadere nella famosa gara 3, dove Biolchini ha sconfitto proprio Sennori con la maglia da Torres. In questo caso si stampa sul primo ferro, si va a riposo dopo la prima frazione con un'ottima classe Sennori in vantaggio per 20-14. E ora ne approfittiamo per lasciarvi anche in grafica le statistiche di FIPStats relative a questo primo quarto, mentre che arriveranno magari all'inizio del secondo quarto, ma nel mentre che arrivano ve le posso leggere io tranquillamente. A livello di squadra possiamo dire che l'Espedia ha catturato 2 rimbalzi in più della compagine bianco-verde. A livello di assist 2 smanzati in più per Sennori, ma quello che sta caratterizzando l'andamento di questa sfida, oltre che le ottime percentuali, le alte percentuali di Sennori, sono state le palle perse dell'Espedia e anche le palle recuperate da Sennori. 4 recuperate al fronte delle 7 perse, 3 su 3 liberi per Sennori, 2 su 2 per l'Espedia, 36% da 2 per i padroni di casa. Espedia che però sta tirando meglio da 3 punti, 2 su 5 a livello personale. Il migliore è Obi con i primi 7 punti della sfida, 5 per Ubalek e 6 dall'altra parte per Gianluca Frattoni. Campionato di Serie B interregionale nel girone E, che vede quest'oggi affrontarsi la Pepe Ingrani Stebbe Cagliazzo contro la Bioverde Pallacanestro Antoniana, 18-24 dopo la prima frazione. In contemporanea appunto alla sfida che vi stiamo raccontando, alle ore 20 Scandone contro San Paolo Ostiense, Angri contro Benevento sarà disputata nella giornata di domani, alla pari di altre 2 sfide: Carver Roma Stelle BK e Stella Azzurra Viterbo contro Promo Basket Marigliano. Oltre al derby sardo, direi che la partita di cartello è quella tra Carver e Stelle BK. Vedremo se la miglior difesa tra Serie A1, Serie A2, B1 e B2, ovvero la squadra di Bonicciolli, che ha concesso soltanto 68 punti alle squadre che ha affrontato, vedremo se riuscirà a battere l'unica squadra imbattuta tra Serie A1, Serie A2, B1 e B2. Quindi abbiamo un doppio unicum, amici a casa, che so che apprezzate tantissimo queste curiosità statistiche. Sennori non ha mai vinto in casa, l'Espedia non ha mai vinto in trasferta, quindi sicuramente da qua uscirà una squadra che sbloccherà questa statistica, come uscirà tra Stelle BK e Carver Roma una squadra che sbloccherà la curiosità statistica relativa o all'imbattibilità oppure al subire più di 68 punti, ovvero la difesa della squadra romana. Riniziato il secondo quarto con un canestro dell'Espedia, 20-16, Sennori che deve ricostruire tutto il vantaggio. Nicola Pisano contro Loci, palla per Biolchini, ci mette la mano Picciau che intercetta la sfera e fa viaggiare i suoi. Frattoni, e dall'altra no look pass per Potì da 3 punti, gli scalpella l'opera
al giocatore argentino. Dall'altra Pugioni, sotto per Ubalek contro Morgillo, palla splendida per Tola che però deve ricreare le spaziature. Poi c'è la deviazione da parte di Loci e 14 secondi, riciclato il cronometro. Pronto ad entrare in campo Alessandro Pisano, staffetta con Stefano Pugioni, Capitan Merella in panchina insieme ai suoi compagni, ma ancora non al meglio, vista la microfrattura rimediata, l'ultima partita casalinga, ma in caso di necessità potremo anche vederlo in campo. Sappiamo che non si tira mai indietro il capitano. Sbaglia Ubalek, rimbalzo offensivo che premia Senuri, rimbalzi offensivi che sono stati un tallone d'Achille per la squadra di casa in questo avvio di stagione. In questo caso il garantisce un extra possesso, palla che però non prende neanche il ferro. E arriva anche in grafica la notizia di giornata, direi, perché l'abbiamo già ripetuto, ma per chi si fosse sintonizzato solo adesso, coach Piras non presente, e per chi ci segue spesso noterà che non è in piedi a fianco ai suoi, come vedete in grafica. La classe di oggi allenata da coach Lello Porcu, secondo allenatore, l'head coach Gabriele Piras è influenzato, direi un'influenza molto molto pesante, però per fortuna può seguire la partita da casa e soffrire insieme a noi. Cordedda, il passaggio è splendido per Ubalek che deve controllare il corpo e spennellare con la mano destra. 22esimo punto per i suoi. Senuri che torna con 2 possessi pieni di vantaggio. 8 minuti ancora da giocare nel corso del secondo quarto. Picciau, palla in mano per Ricky Picciau, dentro per Morgillo, si vuole girare il 99, chiuso da Pisano. Ancora Loci, finta del numero 15, stoppata di Alessandro Pisano e continua, grazie a questa stoppata, la rubrica di Alessandro Pisano di entry, difesa e 3 punti alla Derrick White. Nuovamente è il giocatore a livello di playmaker che stoppa di più in questo girone. Una stoppata la scorsa giornata, ne arriva un'altra, scorsa giornata casalinga, ne arriva un'altra da dietro ai danni di Loci. Grande presenza di un giocatore unico e imprescindibile per questa squadra come Alessandro Pisano. Poti attacca e sbaglia, sfortunato in questo caso Alessandro Poti. Nicola Pisano vuole andare, attacca sino in fondo, bravissimo Simone Pili a reggere l'urto e non farsi sorprendere. Devia il pallone, rimessa per Senuri con 18 secondi ancora da giocare in questa azione. È pronto a tornare Obi. Rimessa dal fondo con 18 secondi subito per Ubalek. Una caratteristica di questa squadra è servire. Giri Ubalek nei pressi del ferro e lo fanno con grande tempismo, e la faccia del numero 40 è quella delle grandi occasioni. Con che voglia è salito al ferro, 4º punto consecutivo ed è 24-16. break e contro break. Picciau si alza da 3 punti, Riccardo Picciau brucia la retina e risponde alle sferrate di Ubalek. Eccolo Pisano nuovamente in cabina di regia, sotto per Cordedda, ha tutto lo spazio per attaccare. Cordedda poi si separa, Andrea Cordedda ne mette a referto altri 2, poi con l'urlo verso i propri tifosi per gasare tutto lo spicchio dei tifosi bianco-verdi. E questo anche l'atteggiamento e il linguaggio del corpo delle grandi occasioni di Andrea Cordedda. Vuole rispondere Pili, sbaglia da 3, la deviazione di Cordedda è vincente. E poi attenzione, che giocata da parte di Picciau, ragazzi, perché è bravissimo Tola. Qua ci starebbe fare un piccolo replay perché è davvero impercettibile, davvero dalla diretta. Qui a bordo campo si è percepita molto bene.
Tola ha salvato il pallone e diabolicamente l'ha scaraventato addosso a Picciau, che però altrettanto diabolico cosa ha fatto? Da fuori campo l'ha tirata a Tola che era già fuori campo. Davvero splendido questo gesto anche d'astuzia da parte dei due giocatori, mi fa ricordare, per chi segue l'NBA da poco è successa una cosa simile ma molto più antisportiva, con Desmond Bane, aveva la palla in mano e l'ha buttata addosso al giocatore dei New York che era già fuori campo a terra, Oggi Anunoby, quindi in questo caso un gesto assolutamente sportivo, come vedete in grafica. Diabolico Picciau, clamoroso davvero, bravo Tola ma ancora più bravo Picciau, mamma mia, questa fino a questo momento è la giocata della partita, se lo possiamo dire, sì. Su 11 da 3 punti per Sennori, che ha trovato una tripla con Ubalek, una tripla con Buonasera, siamo in Puggioni e una per Nuocoie. Ecco, vedete il replay delle furbate a vicenda tra Tola e Picciau, gioco che può riprendere in questo momento. Sotto per Poti contro Pisano, vuole attaccare il numero 10, si svita, controlla il corpo, poi sbatte contro il numero 21, fallo e 2 liberi in arrivo. È il quarto fallo personale per la classe Sennori, primo di questo secondo quarto. Dentro con il primo Alessandro Poti. (77% quest'anno per una conferma della squadra granata, che fa 2 su 2, 26-21. Tola, l'uscita di Ubalek che non riceve, ben marcato da Thiam, quindi si cavalca Nuocoie contro Pili, abbassa il braccio, colpevole il 77 e quindi 2 sicuri test in arrivo ancora una volta per Obinna. Rafael Nuocoie sale a quota 9 e possibilità di andare in doppia cifra. Ovviamente rettifica, numero 71 non 77 per Simone Pili. Abbiamo affrontato lo scorso anno con la maglia dell'Olimpia Cagliari, in questo caso non può far niente se non abbassare il braccio e commettere fallo, con Obi che sbaglia però il tiro libero. L'ultimo tocco e di Giri, cenno d'intesa con Thiam. Davvero una bella battaglia con il nostro Ubalek che è più alto del 13 Granata, ma col 13 Granata che ovviamente ha più presenza sotto canestro dal punto di vista dei chili della fisicità, ma il nativo di Praga ha un tiro da 3 punti e una tecnica davvero invidiabile a tutti i giocatori di questo girone. Frattoni, l'uscita e poi il ricciolo di Poti che si scaraventa a canestro ma poi sbaglia, non trova l'angolo giusto. Cordedda viaggia in transizione, si arresta in un fazzoletto Andrea Cordedda ed è 30-21. Ottavo punto della partita per Andrea Cordedda. Frattoni consegnato tra esterni, si torna dall'argentino che evita il blocco di Thiam, gli consegna un pallone molto difficile. Il 13 si gira, sbaglia poi da vicino un tiro che è praticamente all'interno delle sue corde. Arriva però il fallo a rimbalzo da parte di Federico Tola, se non andiamo errati. Vediamo anche un quadro relativo ai falli generali delle due squadre, con ovviamente in grafica che pian piano
appariranno le grafiche dettagliate a livello individuale, a livello di protagonisti. Abbiamo un fallo a testa per Pisano, Tola, Puggioni e Obi. Ed eccole qua che arrivano anche le grafiche sulla parte destra del vostro schermo. È un fallo anche per Morgillo, Frattoni, Tiam e Pili, quindi nessuno ha 2 falli. Problemi non rilevanti per le 2 squadre, con Tola che però è salito a 2 falli con l'ultimo non aggiornato in grafica, quindi sono 2 falli per Tola, l'unico giocatore che in questo momento deve stare attento. Scadono i 24, vittoria difensiva con Obi che va a chiamare a raccolta tutto il pubblico. 30-21, 5-17. Rientra in campo Stefano Puggioni. Ed eccolo Pisano a portar palla, essenziale con il suo plus minus o plus minus che sia, il più 19 nella vittoria contro Antoniana. Sotto per Ubalek, marcato proprio da Poti, vuole sfruttare il mismatch, si svita, alza la parabola, primo ferro, Nuocoie combatte ma non basta. E quindi Poti per Locci, possesso fondamentale quando siamo entrati nella seconda metà di seconda frazione. Picciau si alza da 3, sbaglia ma vola, rimbalzo. Nuovamente Poti che serve Picciau, attacca il recupero, alza la parabola, l'errore poi Ubalek a mettere d'accordo tutti. Puggioni dietro schiena, isolato contro 3 maglie granata, quindi con pazienza si ribalta al lato. Ubalek consegnato con Cordedda, gli viene concesso un lato di campo, si vuole giocare il pick and roll tra Ubalek e Cordedda, si accontenta di una tripla l'ex Santa Croce Olbia. In questo caso però la difesa ha avuto la meglio, con Locci che può fronteggiare Cordedda. Il 15 si separa, lo scarico per Tiam che non sta trovando le sue zone predilette e sta trovando, e come, le percentuali giri Ubalek, 4 su 6 dal campo fino a questo momento. Tiam così che si accomoda in lunetta, giocatore che quest'anno ancora di più sta vivendo la sua stagione migliore, stagione per così dire della consacrazione. È un giocatore che garantisce a Coach Manca quel tipo di gioco e quel tipo di fisicità che aiuta soprattutto a difesa schierata in un lato e l'altro del campo. ...205 centimetri al servizio della sua squadra, nonostante un 60% a cronometro fermo, fa 2 su 2. C'è una pressione asfissiante ai danni di Puggioni. Arriva il fischio. Puggioni chiama a raccolta i suoi con le spaziature giuste, quindi scarico per Nuocoie, ribaltamento con Cordedda che deve attaccare la prima linea. È una difesa perimetrale a livello di zona, ma poi lasciato libero Puggioni che si alza da 3 punti e folgola la retina. 6° punto per Stefano Puggioni, 2 triple a bersaglio, errore per l'Esperia e rimbalzo per Giri Ubalek. Azione precedente, infatti era molto chiara la disposizione, zona perimetrale ma anche interna, una 3-2 che si adegua sul perimetro. In questo caso Cordedda se la prende la tripla ma la sbaglia. Cabriolu con Locci, nuovamente per Cabriolu, fa saltare Puggioni, se la scambiano i due. Locci si prende il palleggio del tiro che non trova neanche il ferro e quindi 2 azioni a vuoto per le 2 squadre. Puggioni deve salvarsi, Frattoni però gli strappa il possesso e Pisano bravo a non lasciarlo scappare. Fallo subito con l'azione
della tripla di Pugioni che mi ha trovato impreparato. Ero molto attento con la difesa dell'Esperia che ha deciso di cambiare e disporsi a zona, ma Pugioni ha messo d'accordo tutti, pagando la cauzione e realizzando una gran tripla. Ricezione per Cabriolu, finto blocco da parte di Thiam che poi fa bloccare Morgillo e si apre con una ricezione, attacca, piede perno e schiacciata per il senegalese. Eccolo qua Iba Thiam che si fa sentire, batte un colpo e riporta i suoi sul menotto. Pisano a orchestrare contro la difesa a zona. Corded è chiuso da 2 giocatori e quindi Poti deve metterci il corpo. Tiro forzato da parte di Corded con Nuocoie che reclamava il pallone, quindi Frattoni già dall'altra, lo scarico nel nulla nuovamente. Qua c'è ancora una volta lo zampino da parte di Obi a livello, chiedo scusa, lo zampino da parte di Pisano, inquadrato Obi in precedenza con il time out chiamato dalle 2 squadre, ma lo zampino di Alessandro Pisano che ha tolto la sedia anche se non si trattava di una azione in post. La cosa bella e curiosa di questa partita è che non solo i nostri giovani tifosi puliscono il campo, ma anche quelli dell'Esperia, perché un giovanissimo tifoso, eccolo qua, se Nicola lo può inquadrare, non siamo riusciti a inquadrarlo, ma dopo alla prima pausa lo faremo. È bello anche poter vivere questi momenti con l'Esperia che porta la sua, tra virgolette, mascotte, eccolo qua, con la felpa rossa a fianco a Marco Giordano, ragazzo che abbiamo conosciuto anche nel corso delle partite dell'Olimpia e dell'Esperia, ed è fisso con la prima squadra, come è fisso con noi il nostro Paolo Canu e il nostro Carlo Uggias, che accompagnano in casa andando a pulire il parquet nei momenti dove i giocatori cadono per terra. Qui davvero splendido questo, a partire dal pre-partita con il parterre gremito, con gli omaggi in ogni sedia e anche con i fogli bianchi e verdi, ed è bello anche dare lustro alla squadra ospite che viene a sorso con la tifoseria, mentre Cordeda galleggia in aria ma sbaglia. Morgillo a rimbalzo, dicevo, con i Granata che vengono qui a sorso con la tifoseria, ma non solo, con il giovanissimo tifoso che li aiuta anche in trasferta. Palla persa da una parte e palla persa dall'altra. Ed è la seconda chiamata, come suggerisce Papura, per 3 secondi, con in questo caso l'arbitro che sta molto attento. A queste infrazioni, nel mentre ci siamo persi l'azione cercando di fornirvi la statistica. Dovrebbe aver segnato Stefano Pugioni. 35-25, ultimi 70 secondi di primo tempo. Poti va sotto da Morgillo, nuovamente per Cabriolu, si prende la tripla Cabriolu da oltre 7 metri, ammutolisce il pubblico ed è 35-28. Ubalek attacca, sfondamento da parte di Giri Ubalek. Secondo fallo per il nativo di Praga. Siamo in debito, amici a casa, voi sicuramente l'avete apprezzata meglio di noi qui in cabina di regia col canestro che
dovrebbe essere stato di Stefano Puggioni, canestro del 35-25 momentaneo, che diventa poi 35-28, anzi è diventato a tutti gli effetti l'ufficiale. Eccolo qua inquadrato, va a pulire anche dall'altro lato. Le squadre che possono così approfittare per riordinare le idee in vista di questi ultimi 50 secondi abbondanti. Sappiamo quanto siano fondamentali gli ultimi secondi dei quarti per chiudere bene e mantenere o invertire l'inerzia. Frattoni va sotto da Thiam, siamo in debito anche con gli arbitri odierni, che sono, come vedete in grafica, i signori Prundaru e Di Noi e Poti. Ancora Poti, tripla, -4 come per magia, 2 triple e 6-0 di parziale. Parziale aperto di 6-0 da parte dell'Esperia Cagliari. Class Senori che deve cercare di evitare il peggio, ma arriva la palla persa con Ubalek e quindi attenzione, 19 secondi, time out, e come nel corso del primo quarto l'Esperia chiude al meglio anche questo secondo, tornando a ridosso. Senori che è stata anche sul +11, 20-9, e poi è tornata l'Esperia 35-25, in questo caso da 35 a 31. Vediamo anche qualche statistica personale. Con il miglior marcatore di questa partita, che fino a questo momento è Obinna Nuokoye con 9 punti. Sì, con il libero sbagliato è rimasto così fermo a quota 9, e vedete nel grafico l'andamento della partita, ma anche i punti dei giocatori, con Ubalek che ha superato Obi ed è salito a quota 11 punti. Questo per quanto riguarda Senori. Per quanto riguarda invece i Granata, abbiamo i 6 punti di Frattoni, che è rimasto poi fermo al primo quarto, e Poti con la tripla è salito a quota 7, 35-31, 19 secondi alla conclusione di questo primo bellissimo tempo del derby sardo tanto atteso in questa Serie B interregionale, in particolare nel girone. Pallone tra le mani di Cabriolu, si apre e riceve Morgillo, pick and roll con Frattoni, scarico anticipato da Nicola Pisano con il piede. Non sembrava vero per il numero 1, che stava già volando in contropiede. Con un pizzico di ritardo arriva il fischio, ma assolutamente corretto. Con il cronometro di 24 che non c'è, ovviamente si gioca solo con un cronometro, 3 secondi alla fine. Thiam, Morgillo se la deve prendere, la tripla lo fa, la sbaglia, e poi Tola non ha neanche il tempo di tentare la cosiddetta preghiera. Si va a riposo con Senori in vantaggio, a dire la verità, sin dal primo minuto, 35-31, dopo essere stata sopra anche di 11 punti. Vi lasciamo con qualche grafica, ma soprattutto dicendovi anche i due parziali: 20-14 il primo quarto e 15-17 questo secondo. Ora intervallo caratterizzato dal nostro Nino il Tauro, ma soprattutto dalla possibilità di vincere il biglietto della lotteria della Pallacanestro Senori, che avrà l'estrazione in diretta su Twitch il 23, e quest'oggi, grazie a un'estrazione per poter vincere il biglietto, come tirando a canestro e realizzando il canestro anche per i più piccoli che sono lì pronti. E quindi sono belli anche questi momenti, con tutta la dirigenza davvero che fa un lavoro immenso per diffondere un bellissimo clima, specialmente ora che arriva il Natale, e quindi è perfetto questo derby per veicolare
questi messaggi. Eccolo qua Nino Tauro, circondato dai nostri piccolissimi tifosi atleti, e vedete anche la lista dei premi della lotteria col nostro Elia, col mitico Elia appunto in grafica come frontman. A livello personale, chiudiamo, prima di prenderci una pausa di 5 minuti, sono 7 punti per Putì, 6 per Cabriolu, 6 per Frattoni, 5 Morgillo, 4 Tiam, 3 Picciau, con 2 falli per nessuno, soltanto un fallo a testa per Cabriolu, Pili, Tiam, Morgillo e Frattoni. Per Sennori invece ne abbiamo 2 a testa per Tola, Ubalek e Pisano. Questa sì che può essere una tegola in vista del secondo tempo. Unico giocatore in doppia cifra nella sfida è Ubalek, entrato dalla panchina, 11 punti, 9 Obi, 7 Cordeda, 6 Puggioni, 2 Tola. A livello di squadra vi citiamo giusto le percentuali. Dicevamo a livello percentuale 75% contro il 100% dei tiri liberi, 48-2 contro il 24% per la classe seniori, 29% da 3 contro il 45% dell'Espedia. Rimanete collegati, vi lasciamo con le immagini dei giovanissimi che tentano il tiro per vincere il biglietto della lotteria. 5 minuti e poi torniamo per il secondo tempo di questo splendido derby sardo del girone di Serie B interregionale. Proviamo a metterlo. Non c'era abbastanza spazio. No, vabbè, adesso dici di no. E basta che metto fissato, no? Found my place, and it's me on top of the world. I am King Kong, drop the gate. I hear the chariot coming today. I am King Kong, I'm King Kong, I'm King Kong, I'm King Kong. Everybody get up. I'm King Kong, beat my fist in chest. I don't feel the pressure, show the world the best. I endure the pain, let the gorillas out, ignore the chains. Now all my killers out, thou have forsaken me. Finally back making heat, cooking like a bakery. Now there ain't no breaking me down. Where my ancestors wish that they could see me now. I'm the best, no question, ain't no testing me.
Grammys got this generation crazy. Cause good music rock, boy, you think I was with Shady. Shout out to my goons getting young money. Still I'm trying to get that old money. Oops, I mean that royal Non sa money. chi passarla, trova Merella che si alza dall'angolo. Merella! Capitano Merella! Meno 3! Cuore di capitano! Cuore di Enrico Merella! I'm King 2,25! Kong. Meno 3 Sennori! I'm King Kong. I'm King Kong. I'm King Kong. I'm King Kong. And it's me on top of the world. I'm King Kong. The game. I hear the chariots coming. I am King Kong. Classica rifinitura di rito tra il secondo e il terzo quarto, con le squadre che testano così il canestro opposto. Dicevamo, perché ovviamente noi qua siamo sempre attornati dai tifosi, è arrivato un carissimo tifoso e non potevamo che accoglierlo, quindi mi sono assentato. Dicevo, classica rifinitura con le squadre che testano i canestri di questa ripresa e squadre che sono a tutti gli effetti in clima derby. Classe Sennori che la sente particolarmente questa sfida, è iniziato molto bene e poi però quasi con la luce che tende leggermente a spegnersi verso la fase finale dei due quarti, la fase finale delle frazioni, e con l'Esperia che ha ricucito il gap proprio nelle parti finali tra il primo e il secondo quarto. Sennori che è stata sul 20-9 ma è stata anche sul 35-25 e di fronte non abbiamo di certo l'ultima arrivata lo scorso anno, ricordiamolo ancora una volta, squadra che ha disputato la finale per salire in B1 con assente Marco Giordano, quest'oggi seduto nel parterre, tornerà sicuramente a gennaio. Abbiamo avuto l'onore di intervistarlo, così come abbiamo intervistato Nicola Pisano, coach Federico Manca e anche coach Matteo Contini. Quindi si può riprendere col cronometro che fa 0 in questo momento. 35 Classe Sennori, 31 Esperia, limitato molto bene Tiam, ma soprattutto un avvio straripante da parte di Nuokoye Obi, che dimostra di essere un giocatore di categoria e lo sta dimostrando quest'oggi nella partita più importante di tutto l'anno. E ricordiamo anche che la diretta odierna è offerta da due nostri partner, InnoView e Class Serramenti. Il giocatore che è stato più minuti in campo è proprio il numero 11 Nuokoye, con 16 minuti e 42 sui 20 disputati. Dall'altra parte 16 minuti e, anzi chiedo scusa, 17 minuti e 31 secondi per Gianluca Frattoni, il più
ripresa la sfida con il terzo quarto, primo possesso affidato alla classe seniori che torna in campo con lo starting five: Pisano, Nuocoie, Puggioni, Cordedda e Tola. Fallo di Morgillo. Seniori chiamato in campo 8 giocatori, Esperia che ne ha amato ben 9, uno in più, vista anche l'assenza per i biancoverdi del capitano Merella. Cordedda subito vuole costruirsi un tiro, ma c'è Thiam sotto le planche che dice no e Cordedda non si spiega. Ormai la palla sia dell'Esperia, l'ultimo tocco sembrava del giocatore senegalese. Si può ripartire dopo 20 secondi dall'inizio di questo terzo quarto. Morgillo consegnato ancora con Cabriolu, poi c'è il blocco con Frattoni che utilizza il pick e ripick, rallenta, scarico per Morgillo, tripla bersaglio. Ivan Morgillo è la terza per lui e attenzione all'Esperia che torna lì a -1. Puggioni, Nuocoie, ancora il consegnato, simile all'azione dell'Esperia precedente, ma Nuocoie decide di attaccare, va per terra Thiam. Puggioni, finta, sino in fondo, alza la parabola, palla che entra e esce e quindi Esperia supera la metà campo con Frattoni, pick and roll veloce con Thiam che si fa vedere, riceve Morgillo, Puggioni da dietro gli porta via il pallone, poi Morgillo commette fallo, anzi no, infrazione di passi da parte di Federico Tola. Palle perse che sono state assolutamente un cruccio in questo primo quarto. Nel primo quarto, in generale nel primo tempo, primo quarto, 7 perse per l'Esperia e 4 recuperi per Seniori. Da lì ha un po' limitato i palloni buttati via la squadra di coach Manca. Cordedda dopo l'errore dell'Esperia con Puggioni, guarda Morgillo, lo ubriaca, va sino in fondo, scarico, extra pass, altro passaggio Seniori che si specchia ma fa bene perché Cordedda trova posizione, non arriva neanche il fischio con Thiam che aiuta Cordedda a rialzarsi e Frattoni è già dall'altra, coast to coast dell'argentino ed è primo vantaggio nella sfida per l'Esperia che non aveva mai messo il naso avanti quest'oggi e lo fa dopo 2 minuti di terzo quarto. 35-36. Alessandro Pisano, pick and roll, scarico, ancora Tola, non c'è movimento nell'attacco e quindi Pisano si deve alzare da 3 punti, si combatte a rimbalzo, alla meglio nuovamente Cabriolu, molto più arrembante l'Esperia in questo terzo quarto. Alessandro Poti, esplode la panchina granata, 35-39, obbligatorio time out per Lello Porcu e Seniori che deve ritrovare l'energia e la verve dei primi 2 quarti e in un attimo con un parziale fulmineo la squadra dell'Esperia torna con un +4. Morgillo e Poti, lo sapevamo, giocatori che sono molto abili dai 6,75 e Seniori che probabilmente rimanderà anzitempo sul parquet il numero 40 Giri che però ha 2 falli a carico. (35-36), primo vantaggio dell'Esperia. Questa è davvero una statistica emblematica, la squadra granata che non aveva mai messo il naso avanti l'ha fatto dopo 22 minuti e questo dimostra anche, per chi è collegato dalle ore 18 al nostro prepartita, dimostra anche le parole, quello che ha detto coach Manca e quello che ho voluto riportare io al coach, ovvero l'Esperia è una squadra molto diesel come lo scorso anno, che è venuta allo scoperto diciamo proprio nella seconda fase di campionato ed è assolutamente vero coach Manca, che rispecchia e si rispecchia in queste parole e quindi anche in questa singola partita si vede come l'Esperia sia una squadra che col passare dei minuti prenda consapevolezza. Seniori che invece
viaggia molto a folate, tenere il ritmo alto non è facile assolutamente, ma tenere il ritmo così per 40 minuti è essenziale. Fino a questo momento lo sta facendo bene. Ora è il primo vero momento di difficoltà della sfida. Obi che viene chiuso e quindi transizione e fallo per l'Esperia. Nuovamente Frattoni a portar palla. Lo scambio tra i giocatori di coach manca, poi l'ultimo tocco è di Nuokoye, palla che rimane all'Esperia, fase contratta del match. Poti subito tripla sporcata da Tola, ma c'è Cabriolu, non ha preso il ferro, quindi l'Esperia deve prendersi un altro tiro, lo fa Morgillo, questo però non va a buon fine. Cordedda ha spazio per attaccare, nuovamente per Puggioni, si arresta in un fazzoletto Stefano Puggioni, palla che non entra neanche in questo caso. Poti dall'altra, tripla, errore, Morgillo tocca, fase a dir poco confusa e meno male direi. La sfera arriva tra le sagge mani di Alessandro Pisano, che però decide di far viaggiare subito Puggioni. Eccolo Stefano che calma il ritmo, decide di ragionare. Tola, ultimi 5 secondi dell'azione, finta di Tola, attacca con il suo ritmo, ubriaca Tiam, primo ferro, l'azione perfetta a gioco rotto di Tola, mancano per i 2 punti. Frattoni accelera fino in fondo con la mano interna. Gianluca Frattoni, assoluto trascinatore di questa squadra, più 6, massimo vantaggio assoluto per l'Esperia. Ancora Nuokoye, consegnato con Pisano, c'è un blocco dal lato debole sfruttato poi da Puggioni con un consegnato da parte di Cordedda, si alza da 3 punti e folgola la retina. Stefano Puggioni, -2, serviva un canestro e arriva, importantissimo. Nuovamente Poti, Frattoni, ancora Tiam, ha capito lo schema Tola che gli divora il pallone, un po' lezioso qua il giocatore senegalese, quindi Cordedda va sino in fondo, fallo di Cabriolu, grande sportività in campo, subito si vuole assicurare delle condizioni. Ed emblematica anche la statistica che vedete in grafica: 8 palle perse a 10, ma per chi la sta seguendo dall'inizio erano 1-7 nel primo quarto, quindi Seniori che ha perso qualche pallone in più recuperandone di meno, e Esperia che è stata molto attenta a non concedere poi punti da palla persa. 38-41. Tiam, eccolo Morgillo, si torna da Cabriolu, azione che fino a questo momento non ha portato niente all'Esperia, trova però lo spazio per un'altra tripla, 2 consecutive sbagliate da parte di Morgillo. Eccolo Puggioni, scarico difficoltoso e quindi con pazienza, quasi in controtendenza al ritmo proposto Seniori. Biolchini non può salvare questo pallone. Ricezione di Tiam dopo il passaggio di Morgillo e realizza il tiro dalla media Iba Tiam. Ed è più 5 per la squadra cagliaritana. Eccolo Puggioni. Si ribalta al lato trovando Biolchini che attacca immediatamente, lo scarico con il blocco in allontanamento. Puggioni che però chiamava palla dall'altro lato. Riceve Ubalek contro Morgillo,
serve come il pane il numero 40 che tenta la tripla, la squadra dei 24, il pallone che si stampa sul primo ferro, poi rimbalza sul tabellone e premia Frattoni. Nuovamente per Thiam, ancora Frattoni, attacca, scarica, Morgillo chiamato alla quarta tripla di questo terzo quarto ed è 50%, 2 su 4 per Ivan Morgillo, che poi esulta nei pressi della sua panchina. Più 8 Esperia che parziale della squadra di Coach Manca. Ancora Pugioni, ha spazio per il palleggio, resta e tiro, bersaglio per il classe 2005, sesto punto del suo terzo quarto, e quindi Morgillo nuovamente per Thiam, ancora per Frattoni, attacca, scarico dietro la schiena, grande eleganza di Frattoni e poi c'è un presumo autocanestro. Andremo poi a verificare l'ultimo tocco. Dalla mia postazione, dalla nostra postazione, sembrava di Biolchini, e poi arriva anche la palla persa, la 10ª per Sennori, 10 palle perse a testa. Frattoni a portar palla, sempre lui a guidare le operazioni come Pisano, instancabili davvero. Eccolo Thiam con pazienza, vuole attaccare Ubalek che chiude, poi si frappone in maniera regolare, difesa sontuosa del lungo sennorese. Nuovamente Nuokoye con Ubalek che chiama il pallone, lo riceve, poi a terra e poi il fallo di Frattoni. Ultimo tocco di Frattoni. Arriva il replay anche in grafica, sembrava da parte di Biolchini, in realtà diabolico il giocatore argentino. Ecco qua il tocco a bruciare sul tempo Biolchini e realizzare così un tap-in fondamentale in lunetta Ubalek dentro con il primo. Fa 2 su 2, più dell'80% in carriera, ma non c'è bisogno sicuramente di questo in giro in lunetta per far capire il calibro di giocatore ex Dinamo Sassari, ovvero Giri Ubalek. Poi uscita troppo aggressiva di Stefano e fallo, il secondo da parte di Pugioni, anzi è il terzo, 2 falli in questo quarto per lui, e quindi Pisano torna in campo. 2 minuti e spiccioli alla fine del terzo quarto. Frattoni, Poti, l'uscita del 10, Morgillo si apre, Soto per Manca che per fortuna è riuscito a tornare in campo, non così grave l'infortunio accorso al numero 3, che poi commette fallo su Ubalek. Sta salendo di livello Giri Ubalek, bonus in questo momento, e quindi anzi dal prossimo, quindi non saranno liberi, con Ubalek che si stava già preparando. Biolchini, palla al millimetro per Ubalek che sale con un movimento solo, 2 liberi, questa volta sì, disponibili per lui. E come detto in apertura, ma anche nel corso di questa partita, la 12ª giornata del girone di Serie B interregionale non è una giornata come le altre, perché vivremo, mentre passa in grafica anche l'avviso sul sondaggio con Papura, che ovviamente vi delizia e vi vizia anche con le nuove grafiche, dicevo, con questa giornata che vivrà sicuramente di 2 novità, ovvero una tra Sennori e Esperia sbloccherà o la vittoria in casa o quella in trasferta, e poi anche la curiosa sfida tra Stella e BK e Carver Roma. In caso di vittoria della Stella, la Carver perderà l'imbattibilità che nessuno ha fino a questo momento, a parte proprio la squadra in maglia rossa, oppure
in caso di 69 o più punti segnati contro la Stella BK potrà abbattere quel muro che regge dalla squadra di Boniciolli. Nel mentre Frattoni, una tripla assolutamente senza senso e spezzagambe, 51esimo punto e sale in doppia cifra Frattoni. Cavalcati i centimetri della classe senior, in questo caso sia Ubalek che Cordeda che Nuocoie in campo. E altro giro in lunetta per Ubalek, che sta tirando una quantità impressionante di liberi. Fa 2 su 2, purtroppo amici a casa il sito della federazione ancora non ha aggiornato le statistiche in diretta, ogni tanto capita. Noi comunque ci gustiamo il match con il 2 su 2 da parte di Giri Ubalek, che sicuramente ha già tentato 8 liberi realizzando 6 o 7. Approfondiremo non appena le grafiche saranno disponibili. Biolchini per azzannare e tornare sul -2, sbaglia la tripla, si rimane 45-51, 45 per chi difende, 51 per chi attacca. Frattoni, scarico, Poti, tripla, forse sarebbe stata da 2 punti e poi manca, combatte e va a guadagnare il fischio e anche la fisicità di Nicola Manca. Eccole che arrivano aggiornate con il sito della FIP, che ha subito un piccolo momento di smarrimento. Tornate in tempo reale, le palle perse ora sono 13 pari dopo l'1-7 in favore di Senior, nel senso che ha perso 7 palloni l'Esperia. In questo caso però è tutto pari e il punteggio è a favore dei Granata, sopra di 8, 5-3-4-5. Biolchini perde palla con Loci che gliela sradica e quindi ultimo possesso per i Granata, che però non potranno andare fino alla fine, discrepanza di 5 secondi. Ancora Thiam, fuori per Loci che evita, attacca e poi subisce il fallo. 2 liberi in arrivo per il numero 15, capitano della compagine cagliaritana. Daniele Loci, giocatore che, per chi conosce bene il panorama a spicchi cagliaritano, ovviamente non ha bisogno di presentazioni, molto esperto e il suo carisma è imprescindibile. Fa 1 su 2 però a cronometro fermo, non arriva sul +10 l'Esperia. Biolchini sotto per Nuocoie, fa saltare Thiam, poi trova lo spazio giusto con grande caparbietà e determinazione. 13° punto per Nuocoie e finisce anche il terzo quarto 47-54. Esperia che in questa frazione è riuscita a mettere il naso avanti per la prima volta in assoluto, dopo che Senior è stata anche sul +11 e sul +10, però poi è venuta fuori la squadra di coach Manca. E ora il gran finale di questo derby, con Pugioni che come vedete ha 3 falli. E a livello di squadra si sono un po' pareggiate quelle statistiche relative alle palle perse. Dal punto di vista individuale sta dominando Giri Ubalek, 5 su 6 ai tiri liberi, 11 punti per Pugioni, 11 per Nuocoie. Ancora a secco di punti Biolchini, Pisano e Nicola Pisano, ma sono 8 rimbalzi di Ubalek e 5 palle perse per il numero 40. Questa è sicuramente una statistica importante, però con un 19 di valutazione, 19 valutazione anche per Gianluca Frattoni.
che fino a questo momento ha smazzato 3 assist, un po' sottotono perché ha capito che era il momento di attaccare e lo sta facendo benissimo. Una tripla bersaglio, 4 su 7, 5 su 7 da 2 e 15 punti per Gianluca Frattoni, ma aspettiamoci anche i canestri di chi ancora non ha realizzato, i canestri di chi non ti aspetti, quindi protagonisti nuovi che potranno esserci in questo quarto quarto. Ed eccola qua anche la mappa di tiro generale delle due squadre. Spedia che è già tornata in campo con Picciau, Loci, Manca, Poti e Thiam. Tola, Cordeda, Pisano, Ubalek, Nuokoye. In campo invece per la Class Seniori. Iniziato ora l'ultimo quarto di questo derby sardo di Serie B interregionale per quel che concerne il girone. Poti, tenuto tanto in campo dal suo allenatore, specialmente nel terzo quarto, compreso Morgillo che in questo momento è in panchina. Manca, tripla bersaglio e dedica la panchina da parte di Nicola Manca, e ora sì che arriva il più 10 per l'Esperia, 25-35, più 10 Sennori, 47-57, più 10 Espedia. Come è cambiato il panorama davvero in pochi minuti. Cordedda ribalta per Pisano e il tiro è fuori tempo massimo. Non inizia nei migliori dei modi la Class Seniori quest'ultima frazione, anche perché non è facile uscire nei momenti di difficoltà. Una squadra molto compatta che non ha mai smesso di giocare il suo basket, è molto orgogliosa, quindi sarà eterna questa sfida. Punteggio relativamente basso fino a questo momento. Picciau, fallo di Cordedda, non gli vuole concedere i 2 punti e poi va a scusarsi. Dicevo qualche secondo fa, mi rivolgo al mio compagno di viaggi Papura, come cambia in un attimo la pallacanestro. 35-25 e poi 47-57, Sennori in vantaggio 35-25, e da lì davvero fate voi il calcolo. Un parziale che ha visto Espedia maturare 20 punti in più di Sennori, questo davvero emblematico fino a questo momento, e Sennori vedremo se ne avrà per riazzerare il tutto e tornare in parità e quindi poi disputare la fase finale e dare il tutto per tutto. Pisano attacca, non subisce il fallo, subisce però un colpo libero, Poti dall'altra, tripla sbagliata, non paga dazio Sennori. Nuokoye subito per Cordedda, pallone che quasi si blocca in aria al millimetro, si combatte, niente fallo. Quanti colpi che stanno subendo le due squadre. Cordedda poi di voglia sino in fondo, 2 liberi in arrivo. Ed è bello anche sottolineare il clima distensivo, i sorrisi tra i giocatori in campo, giocatori che si conoscono molto bene perché si sono affrontati in 2 occasioni quest'estate. Questa è la terza, l'ultima sfida risale alla Serie C post-Covid, con le vittorie roboanti dell'Espedia, l'Espedia che si stava preparando poi al grande salto, e percentuali non altissime per Sennori in questo terzo quarto, come vedete. Terzo canestro a cronometro fermo per Andrea Cordedda. Ogni tiro pesa come un macigno d'ora in poi. Sbaglia il secondo, Ubalek combatte e non riesce ad agguantare il pallone, poi fa fallo Cordedda. 2 falli in 2 azioni per Andrea Cordedda, dovrebbe trattarsi del suo quarto fallo e infatti cambio obbligatorio, torna Nicola Pisano. Sei punti di media, Best 16 punti,
nella scorsa partita per il numero 1 nativo di Sorso. Sulle tracce di Loci, Pisano prova a metterci una mano con Picciau lanciato a canestro a tutta velocità. Sbaglia Picciau, non sbaglia Loci, ed eccoli qua i rimbalzi offensivi che premiano l'Esperia e puniscono la classe Sennori. E ora serve la risposta, massimo vantaggio assoluto nel match per l'Esperia, ovvero sul più 13, ed è fallo conquistato da Ubalek grazie a un rimbalzo offensivo. Ed eccola qua che arriva in grafica col nostro e vostro anche Papura, che viene assolutamente, come dire, sto cercando un termine nobile da utilizzare ma ce ne sono pochi, assillato, dai, assillato forse è il termine migliore, viene assillato dal sottoscritto per dare più grafiche possibile. Ovviamente quello che fa Papura non riuscirebbe a farlo nessun altro perché è assolutamente celere, possiamo dirlo, mouse veloce, il tuo nuovo soprannome, mouse veloce, eccolo qua. E vedete in grafica la statistica emblematica, da 37 a 25 a 13, scusate, il parziale di 13 a 36, così si è arrivato da 37 a 25, poi ovviamente sommate del punteggio che trovate sul tabellone, ed è un bel parziale quello maturato dall'Esperia. 50-61 dopo che Ubalek ha fatto percorso netto con il sesto e settimo libero realizzato della sua partita. Picciau attacca sino in fondo, Ricky Picciau, è il suo momento, altri due per il 14, sesto punto della sua gara. Non riesce Sennori a dare la spallata giusta per rientrare. Nuokoye contro Loci, cavalcatissimo il quintetto tra tante virgolette cagliaritano per coach Manca, sbaglia, vola, rimbalzo Pisano, il suo ultimo tocco. Esce Manca, rientra Pili. Frattoni è uscito 2 minuti in questa sfida, davvero un giocatore che ha bisogno di vivere il campo e quando è in forma è imprescindibile, ancora di più con Marco Giordano ai box. Grande palla per Picciau che si prende la tripla, secondo ferro, Pisano salva e quindi Sennori ancora viva. I due Pisano superano la metà campo, Nuokoye nell'angolo per Pugioni, attacca ma calpesta la linea e questa palla persa è assolutamente sanguinosa. Ed eccolo il pubblico che si fa sentire nel momento più difficile di questa sfida, il derby che è partito nel migliore dei modi per Sennori, ovvero con un più 10, con un più 11, con l'inerzia dalla propria, ma l'Esperia non è assolutamente d'accordo e ne realizza un'altra di conclusione pesante con Simone Pili più 15, che in assoluto è il massimo vantaggio della sfida. Sono curioso di vedere quante triple ha manata Bersaglio, ne approfittiamo con questo time out. L'Esperia fino a questo momento, da quando è ripreso il gioco dopo l'intervallo, perché da lì davvero c'è stata un'altra partita. 4 triple nel terzo quarto e una tripla in questo quarto sono 5, ovvero 15 punti del parziale li hanno maturati da 3 punti Sennori che invece nel terzo quarto ha realizzato, se non sbaglio, soltanto una conclusione pesante. Serve quello come serve, limitare le palle perse, e qua assolutamente il parziale, come lo è stato pro Sennori, lo è adesso pro Esperia, che sono 6 palle perse nel secondo e 6 palle perse anche nel terzo, ma quello che interessa è appunto quel terzo quarto dove Sennori ha perso e ha ceduto il passo. Ricapitoliamo: 20-14 prima frazione, 15-17 la seconda, 12-23 la terza, ma soprattutto il 3-11 per aprire questo quarto. Sembra essere una spallata
quasi decisiva al match, ma ovviamente è lunghissima in questo sport. Abbiamo visto tanti punti recuperati in pochi minuti, come un grande divario essere gettato da parte della squadra in vantaggio, come in caso della Carver con Seniori che ha fatto un 15-0 tornando sotto. Vedremo se sarà anche questo il caso. Con un punteggio tra l'altro molto simile a quello che vedete in questo momento in grafica. Puggioni, 3 giocatori in doppia cifra per Seniori, Puggioni, Nuokoye e Ubalek. Puggioni alza la parabola, fallo subito da parte di Stefano e 2 tiri liberi per lui. 11 punti per il classe 2005, 17 per Ubalek e 12 per Nuokoye. Il mio marcatore è Ubalek in uscita dalla panchina in questo nuovo ruolo, in questa nuova dimensione del nativo di Praga. Sbaglia, cronometro fermo Stefano Puggioni, lui che viaggia oltre il 75%. Tanti liberi per Seniori in questi ultimi 15 minuti di partita. Arriva un rarissimo 0 su 2 da parte di Stefano, molto stanco, e quindi cronometro che scorre assolutamente alleato dell'Esperia. Picciau, nuovamente Frattoni, Nicola Pisano passa dietro e quindi c'è cambio di marcatura. Nuokoye contro Frattoni, ancora Frattoni, attacca, scarico per Pili, stessa mattonella precedente e stesso esito, tripla da parte di Simone Pili, più 18, 6 punti consecutivi. Eccolo qui il protagonista che non ti aspetti, è ospite e si chiama Simone Pili. 6 punti che stanno caratterizzando questa sfida. Nuokoye fino in fondo, altri 2 liberi, ed è questo il modo per provare a rientrare per Seniori, realizzare il cronometro fermo e bloccare così il cronometro. Esce Tiam, rientra Morgillo, cavalcato Simone Pili. Nuovamente in lunetta Nuokoye, che fino a questo momento è 2 su 3, che diventa 3 su 4. Primo libero sbagliato da Nuokoye, abbiamo dato per buono, in realtà non è così. 1 su 2, quindi da 2 su 3 e diventa 3 su 5. 18 per Ubalek, rettifica rispetto a quello che abbiamo comunicato in precedenza, e quindi 18 Ubalek, 12 Nuokoye, 11 Puggioni. Nuokoye che ne ha realizzato 7 nei primi 2 minuti, poi si è un po' inceppato. 17 punti tra le squadre, 68 per chi attacca, 51 per chi difende. Tutt'altro che finita questa partita, ma serve ora per la classe Seniori un'ottima difesa. Frattoni però non è dello stesso avviso, si alza da 3 punti e brucia la retina. Seconda bomba a referto per Gianluca Frattoni, 18° punto per il giocatore albiceleste, e ora davvero dura per i Tauri. 20 punti tra le squadre. Pisano ha una prateria, attacca Tola, extra pass, Puggioni, Pisano costruita benissimo, tripla che però non entra per Seniori. Tutto sta girando al contrario in questo quarto. Pili riceve immediatamente, si svita, ancora Simone Pili, 8° punto, infuocato il 71 e non si ferma più l'Esperia. Pisano torna da Tola, direttamente dal lato opposto per Puggioni, fa saltare Frattoni, palleggio destro e tiro che però è un cross. Poi Pisano è costretto a bloccare il cronometro. ...22 punti tra le squadre. Sembra quasi che l'Esperia abbia ribaltato completamente l'inerzia
quasi in pieno stile Sennori, a suon di tiri pesanti, alzando anche un po' l'intensità. È pesantissimo il 19-4 fino a questo momento in quest'ultima frazione, con Sennori che ha avuto un blackout e Speria che ha alzato, e non poco, le percentuali. 1 su tutti Gianluca Frattoni, 5 su 7 da 2, 2 su 2 da 3, 2 su 2 tiri liberi, ma importante ovviamente anche il contributo di Morgillo, 3 su 6 da 3, e di Poti 2 su 4, oltre che il 2 su 3 di Cabriolu e soprattutto il 2 su 2 di Simone Pili. Tante triple mandate a bersaglio in questa ripresa da parte dell'Esperia. Eurostep di Tola, non arriva neanche in questo caso la realizzazione. Sennori si è assolutamente bloccata. 3 minuti e 40 e ferma solo i 4 punti in quest'ultimo quarto. Locci, il pareggio del tiro del numero 15, palla che entra e esce. Cordedda, manca sempre meno, 3,5, serve accelerare le operazioni. Cordedda in frazione di passi. Con Cordedda che non ci sta, chiede spiegazioni all'arbitro e rientra Ubalek, ed è il quinto fallo di squadra per Sennori, quarto per Andrea Cordedda. Picciau sotto per Morgillo, anzi la palla poi arriva fuori per Pili che sbaglia la tripla, ma Morgillo corregge tutto a rimbalzo. 75-51, e se non è un game, set e match questo canestro, ma ci va molto molto vicino. Più 24, è entrato anche Benicio Gelsi con la maglia numero 8 per l'Esperia, giovanissimo di questa squadra. Pugioni sotto per Ubalek, riceve, si sbatte contro la difesa. Altri 2 liberi in arrivo per Giri Ubalek. Trovate anche le statistiche per tutti gli amici su Twitch, con uno dei più fedeli sin da sempre, uno dei primissimi abbonati, Marco Camboni, che giustamente ci chiede i tabellini, e noi che ci teniamo a dare sempre più grafiche approfondite e dettagliate, so che apprezzate tantissimo, perché davvero, oltre che essere un servizio che in pochi danno e forniscono, appunto, è qualcosa che aiuta a seguire meglio il match, e sappiamo quanto siate malati di pallacanestro come noi. E ormai la partita viaggia verso la sua fase conclusiva. È un peccato non aver assistito a un quarto infuocato, merito ovviamente dell'Esperia, che l'ha decisa soprattutto a cavallo fra terzo e quarto. Pugioni non ci sta, Pugioni con la tripla, ma forse troppo tardi. 56esimo punto per Stefano Pugioni. Pugioni che sale così, 56esimo punto per la sua squadra, per la classe senior. Pugioni che sale a 3 bombe realizzate, con questa 4, esatto, con le statistiche che si aggiornano un po' in ritardo. Questo a livello personale può essere una piccola gioia per Stefano, che rimane in piena media. Quello che è mancato, 4 su 5 da 3, davvero un'ottima percentuale. Quello che è mancato forse è il mordente nei momenti in cui l'Esperia è riuscita a riprendere in mano il gioco. Ovviamente non avere in panchina la tua guida, ovvero il capo allenatore Gabriele Piras, è un fattore emblematico quando si viene rimontati. Ma coach Lello Porcu, coadiuvato da Matteo Contini, hanno sicuramente fatto un grandissimo lavoro anche quest'oggi,
e a noi ci dispiace non poter raccontare di coach Piras al fianco dei suoi atleti, ma ci dispiace più per il capo allenatore della classe senior, perché sappiamo quanto avrebbe voluto vivere questa partita e questa esperienza, ma il campionato è lunghissimo, questo girone è veramente eterno, ne mancano ancora 4 di sfide per concludere il girone d'andata. Dopo questa ne mancheranno 3, compresa questa 4, perché si affronterà poi Benevento e San Paolo Ostiense e Tiber, non ricordo esattamente in che ordine, comunque 2 trasferte e una in casa. Magari vi aiutiamo in grafica con le prossime giornate, con Seniori che il prossimo weekend andrà a Benevento, ancora non sappiamo se ci sarà una squalifica o meno, ma al di là di questo, in casa della Miwa Energetica, della Miwa Energia Benevento, al Palazzetto Miwa il 20 dicembre alle ore 15. Seniori che ovviamente continua a combattere, tiro di Ubalek sbagliato, e poi mancheranno le ultime 2 con Obi che realizza altri 2 punti, 14° punto della sua partita. Le ultime 2 giornate d'andata saranno in casa il 4 gennaio, prima partita del nuovo anno contro la Tiber e poi, chiedo scusa, contro San Paolo Ostiense, e poi chiuderemo in casa della Tiber l'11 gennaio il girone d'andata. Questo anche per aiutare gli amici a casa, perché la classifica avrà una chiara sembianza solo al termine del girone d'andata, al termine del riposo di tutte le squadre dopo ben 2 turni, perché un turno da programma, l'altro è per il Ferentino che si è ritirato dal campionato appunto. E quindi non prendete impegni per le prossime 3 sfide, seguite ovviamente le pagine social della classe Seniori per avere tutte le comunicazioni, non perdervi neanche una news, una statistica, una curiosità. Ed è bellissima questa immagine, forse l'immagine più bella di tutta la partita. Prima seguiamo l'ultima azione, però non li vedete, sono fuori dall'inquadratura i tifosi dell'Esperia Cagliari, eccoli qua, sono andati direttamente verso i tifosi della classe Seniori e diciamo che sta nascendo un gemellaggio. È l'immagine più bella di tutta la serata, oltre allo spettacolo che hanno regalato i giocatori in campo. C'è Federico Tola in lunetta, giocatore che non molla mai, ma questa immagine è davvero da pelle d'oca, un derby sardo che mancava da tantissimi anni in un panorama nazionale, ma quello che vediamo è davvero la sportività. L'abbiamo vista in campo e lo si vede anche qua fuori tra i tifosi, stanno intonando cori insieme. Questa è l'immagine anche dello sport sardo e del rispetto, mentre rimane a terra Cabrio, crampi probabilmente per lui. Ed eccola qua l'immagine bellissima, tutti lì a gioire insieme, guardateli che intonano i cori, chi è vestito granata, chi è vestito verde, bellissimo. Grazie di cuore anche a Nicola per aver concesso agli amici a casa questa immagine inedita, partita che ovviamente non ha granché da raccontare, con l'Esperia che viaggia sul velluto 76-59. 9 su 10 comunque per Jiri Ubalek ai tiri liberi, 20 punti per lui, l'uscita dalla panchina. E ora 33 secondi separano le 2 squadre al termine di questo derby. Pisano si alza con una tripla, la sbaglia e quindi finisce così con la classe Seniori che perde per 59-76. Noi la chiudiamo con una risata, grazie a Papura che vi lascia questa chicca. Stefano Pugioni non faceva 0 su 2 liberi dal 1938, non erano neanche nati i suoi nonni, incredibile. E finisce così, il cronometro va a 0, finisce il derby sardo del girone di Serie B interregionale, classe Seniori 59, Esperia Cagliari 76, la squadra di casa
parte alla grande. Vi lasciamo ovviamente ora le statistiche in grafica. Squadra di casa che parte alla grande con un 20-14, imprimendo il proprio ritmo grazie a Nuokoye, grazie a tutti gli effettivi. Poi però soprattutto dall'ultimo minuto del secondo quarto, con quelle 2 triple che hanno riportato la squadra ospite sul -4. Terzo quarto decisivo, ma soprattutto l'inizio del quarto quarto con un 19-4 devastante. E noi ovviamente vi chiediamo di non andare via, perché quest'oggi avremo anche qualche intervista post partita. Vedremo se riusciremo a intervistare qualche protagonista. Chiudiamo con le statistiche individuali. Frattoni, miglior realizzatore dei suoi, 19 punti, seguito a ruota dai 13 di Morgillo e 10 di Potima. Vedete tutto in grafica, come per Sennori abbiamo 20 per Jiri Ubalek e in doppia cifra 14 di Pugioni e 14 di Nuokoye. Grazie davvero per averci seguito anche in questa diretta. Cerchiamo di andare a intercettare il presidente del comitato regionale della FIP Sardegna, Salvatore Serra, e magari chiudiamo con questa intervista. Un saluto e un ringraziamento da parte di Fabrizio Cresci, salutando anche Papura e Nicola Bianchi.
Prova. Siamo sempre in diretta, questo è il bello anche della diretta. Quest'oggi in compagnia il presidente del comitato della FIP Sardegna, Salvatore Serra. Innanzitutto grazie per essere qui. Ma era una promessa, dovevo venire a Sennori perché è una realtà che merita, visto l'entusiasmo che anche il pubblico continua a mantenere nonostante il risultato. Questo è un piccolo passo per dire forse Sennori può crescere ancora di più. Assolutamente, come tutto il movimento isolano. Noi personalmente ci siamo visti lo scorso anno a quella bellissima cornice in casa dell'Olimpia Cagliari, quest'oggi non è da meno. Bellissimo momento finale con i tifosi dell'Espedia che sono andati a salutare quelli di Sennori. Questo è anche lo sport che vogliamo vedere. Questo è soprattutto, è stato un gesto veramente di grandissima educazione da parte di tutte e due le tifoserie. Questo merito va a Sennori e merito ai tifosi Espedia. Questo anche merito a voi della federazione, perché permettete e concedete anche questo bellissimo onore, ovvero disputare e giocare la pallacanestro. Le chiedo anche cosa c'è, cosa riserva i prossimi anni, i prossimi mesi per la pallacanestro isolana a livello nazionale, ma anche solo a livello regionale. Beh, a livello regionale siamo in attesa di far partire il Junior NBA che faremo anche quest'anno qui a Sassari dopo una partita del basket femminile della Dinamo. Quindi una bellissima manifestazione. Poi siamo in attesa di concludere i campionati, quelli che sono già terminati, per mandare le nostre rappresentative alle finali nazionali. Assolutamente, grazie. Quindi se volete seguire, noi saremo sempre in prima linea, noi come i ragazzi dell'Espedia e tutte le società regionali. E questo è anche un plauso al lavoro che stanno facendo i dirigenti, perché negli ultimi anni stanno nascendo delle nuove società e questo fa assolutamente bene al movimento. Non possiamo che essere contenti. Quando nasce una nuova realtà vuol dire che c'è entusiasmo e passione per lo sport che io reputo uno dei più belli al mondo. Assolutamente, sono d'accordo, io che sono giovane e sto nascendo in questo mondo, un assoluto onore, grazie mille. Poi sono anche in attesa di vedere se nasce veramente questa NBA Europa, che sarebbe uno sport meraviglioso per il basket europeo e italiano. Sarebbe una grandissima vetrina e noi ce l'auguriamo. Grazie mille Presidente, a presto, grazie mille. E noi chiudiamo così questa splendida diretta, purtroppo meno splendida dal punto di vista del risultato. Vince l'Espedia 76-59. Grazie ancora, un saluto a tutti, sempre forza Sennori.